Quindi è un tema che parla di Carnao, è un tema che poi seguirà sulla ricerca dell'acqua. Come possiamo in Oliastra avere a disposizione l'acqua. Però prima di parlare di donazione vorrei ringraziare tutti coloro che sono qui oggi intervenuti, i sindaci che sono presenti, i responsabili del Consorzio di Politica Oliastra che ci sta raggiungendo, il presidente del Consorzio Industriale Oliastra che ho fatto, e poi c'è Franco Ciabattini che ci parlerà di quello, l'argomento che lasciamo per ultimo, senza dire cosa dire. Prima di andare avanti però vorrei che il sindaco di Capelli che ci ospita nel suo territorio resti saluti. Ai presenti. Prego, signore. Un attimo che si sta preparando il discorso, credo. Alla pace. Prego, sì. Mi saluto. Buongiorno a tutti quanti. L'incontro di oggi è estremamente importante per tutti quanti i produttori e i primis. Si sente? Si sente male? Se parlo così va bene. Dicevo, l'incontro di oggi è estremamente importante per tutti quanti coloro i quali operano nel settore della produzione, sia del vino, che per quanto riguarda una cosa importante che dopo ricordare per quanto riguarda la produzione anche degli oli. Abbiamo avuto occasione di parlare anche con diversi produttori, anche noi come amministrazione comunale, del comune, in quanto abbiamo delle eccellenze sia per gli oli che per il vino. E andare a cercare di fare una rete tra tutti quanti i produttori dei diversi comuni per avere comunque un prodotto eccellente e da poter poi vendere in maniera più opportuna possibile all'estero, sarebbe all'estero all'esterno, sarebbe una cosa, un obiettivo secondo me perseguibile anche a breve giro di posta. Che cosa dobbiamo andare a fare quindi sulla ora prendere, sederci, parlare, vedere e cercare praticamente di focalizzare quello che è l'obiettivo. L'obiettivo è lo strumento dell'incontro di oggi, dobbiamo utilizzarlo praticamente per ragionare su che cos'è praticamente tutta la produzione, sia vinicola che io mi permetto di inserire appunto la storia dell'olio, a cui tengo particolarmente, siamo del punto giusto per quello, per avere, per focalizzare e cercare appunto di collegare nel miglior modo possibile sia a tutti i produttori che a tutti i produttori sarebbe una cosa buona collegare la produzione anche le amministrazioni e tutti sia la regione che i comuni, consorzi e quant'altro. Non posso che, dato che è stata praticamente la cosa che è stata
tutti, grazie a Manfredi per averci invitato a questa manifestazione che va e spero vada ad esaltare quelle che sono le caratteristiche principali della nostra cultura, che è la cultura vitivinicola. Se noi parliamo comunque, non noi, ma gli altri parlano di io del suo uguale, questa è la voce che appunto viene diffusa in tutti i territori, per cui Io ha una sua nome. Gli incontri di questo genere sono degli incontri molto importanti perché ci sia una filosofia all'interno del prodotto che noi andiamo appunto a esaltare. La filosofia è quella appunto che la cultura per noi del Canale è una cosa importantissima, sia per quanto riguarda il nostro territorio, per quanto riguarda quello che noi effettivamente vogliamo fare, sia per quanto riguarda quello che vogliamo portare all'esterno. Dottor Mura appunto organizza diverse manifestazioni di questo genere, ci sono delle persone veramente importanti che ci possono parlare di quello che è la viticoltura fatta in un certo modo. Ha fatto un accenno all'acqua, se non erro. Noi come amministratori quello che stiamo cercando di fare, perché l'acqua è una cosa importantissima per la cultura del terreno, è cercare di portare l'acqua nei nostri territori. Questo qui naturalmente è un processo che ha bisogno delle sue tempistiche, ma mi sembra che ormai ci sono tempi maturi perché l'acqua possa arrivare. Abbiamo naturalmente in questo caso della piana del Clau, in questo nostro territorio. Non mi rimane che augurare buon lavoro a tutti e ringraziare il dottor Mura per l'organizzazione del Grazie. Saluti da Giovanni Serra, presidente. Buongiorno a tutti quanti, sono presidente del CAL di Vassai, non mi aspettavo di dover intervenire, devo ringraziare Manfredi per aver organizzato questo evento. Noi come CAL abbiamo una funzione che particolare, quella di gestire le risorse dei fondi vivere e stiamo preparando il piano d'azione locale che prevede soprattutto due che sono diciamo i temi tematici che sono stati scelti dalle organizzazioni del territorio che riguardano le filiere, in particolare le filiere agroalimentari, quindi sui Jonis, della pasta fresca, in cui può essere inserita anche quella dell'olio e quindi sicuramente non quella del vino, anche se esistono però delle misure che prevedono anche la chiusura della filiera per quelli che possono essere dei piccoli cammini. Sono piccoli investimenti che però sono fatti a misura del nostro territorio. Il compito principale che ha l'operazione locale, che non soltanto il nostro, ma in tutta la Sardegna e in tutta l'Europa, è quello di far sì che ci sia una compensazione per quelle che possono essere le zone più fortunate, diciamo, dei territori che normalmente possono essere considerati comunque aree del complesso che può essere la Sardegna, e quindi in primis una funzione che è quella di dare un aiuto e di dare lo spopolamento delle zone interne. Un incontro come questo organizzato da Manfredi, che fa tanto in modo di contribuire anche a questo, perché il parlare, il discutere di quelle che sono le eccellenze dei nostri territori, come può essere il Canonau, è un modo anche per fare questo, quindi un modo anche per invogliare più un giovane ad investire, quindi fare una scelta e stare magari a Iersu piuttosto che andare a Cagliari oppure andare da altre parti, quindi evitare quello che normalmente sta succedendo, una sorta di territorio che viene popolato soltanto nelle coste e nelle grandi città. Quindi un grazie in particolare a Manfredi per quello che fa in continuazione. Un saluto a tutti, grazie. Prima di introdurci nel seminario, qualche considerazione. Noi abbiamo voluto fare questo seminario perché ci spinge
perché soprattutto i giovani ai quali ci si rivolge, perché sono le future generazioni, quelle che dovranno fare una strada che noi abbiamo quasi, non dico tutta, ma è avviata. Non è pensabile che un giovane che coltiva la terra prenda una miseria, cioè non c'è futuro se noi a un giovane gli diamo 40-50 centesimi a chilo, non c'è futuro. Noi abbiamo pensato di fare una sorta di aggregazione e oggi il tema è viticoltura, però una viticoltura che non è rivolta solo verso le grandi cantine che ci sono in piazza, ma anche verso i piccoli produttori che stanno iniziando e oggi avremo il piacere di assaggiare alcune esperienze di questi giovani che si stanno facendo questo mercato, perché in effetti noi abbiamo pensato che una piccola azienda, noi conosciamo benissimo il territorio perché la cantina di Erz torna solo un po' nel nostro territorio. Ci sono circa 400 soci, di questi soci chi produce più di 1000 quintali sono 3, ce ne sono 12 che superano i 500 quintali di uva e ce ne sono una massa che va da 200 quintali ai 500 quintali e poi a decrescere. Noi abbiamo pensato che queste piccole aziende che hanno una media di 3 ettari di territorio, il progetto era se noi riusciamo a pagare almeno €1 per un chilo d'uva, 300 quintali fanno 30.000 euro. 30.000 euro vuol dire che 3 ettari di vite, se io mi rivolgo al mio signore che coltiva la vigna, 3 ettari di vigna se la fa, non dico giocando, ma mi manca lavorando, però dando anche la possibilità di fare. Allora il concetto è che se uno prende 30.000 euro, piccoli quintali come questi di 300 quintali, ne rimangono su 2.000 euro al mese, dovesse essere questa l'idea. Ma l'organizzazione di oggi vuol dire che non è solo qui ci abbiamo l'olio è se con i brevetti che abbiamo trattati che sono quasi biologici, lavoranti con tecniche ormai moderne e industriali non più obsolete con la moda, ti danno un olio eccezionale. Qui abbiamo un amico nostro che sta seguendo da dopo, che sta cercando di portare questo olio fuori, ma un litro d'olio dovrebbe costare meno di 12-15 euro. E vi assicuro che questo olio, soprattutto quando vengono d'estate, perché d'estate purtroppo il flusso, quando noi gli diciamo 12-15 euro rimangono stupiti, ma non in senso negativo, in senso positivo. Perché noi l'anno scorso eravamo in Lugano a campione d'Italia in quelle più ricche dell'Italia. Un litro d'olio, una bottiglia d'olio costava 37 euro. Quindi infatti noi vediamo 15 euro questi sono un po' ancora arretrati, perché non è possibile un prodotto di questo genere, un prodotto eccezionale. E qui ci sono i tecnici, i lavori che conoscono bene quello che abbiamo fatto. Un prodotto che deve essere, quando si presenta eccezionale, non abbiamo necessità di andare a vendere il nostro olio e il nostro vino alle Eurospin con i grandi supermercati, perché non è campo di. Perché quando noi veniamo, andate a vedere bottiglie di vino a €2,50, €2,60, togliete l'IVA, togliete l'alloggio che prenderanno, vedete che alla fine a quel poveraccio niente, poca roba insomma. Quindi il discorso sarebbe, stiamo cercando di farlo, infatti annuncio che tra una settimana con l'amministrazione di Erz ci farà un seminario sulla DOP, per un'azienda di mondo. Allora il discorso è, se noi ci uniamo, è come quando ieri negli anni 50-60 la gente non diceva il vino in casa, tutte le case di casa come cantine, e la gente la domenica sera non se ne stava a passeggiare
Quando vuoi principale c'è un interlocutore, se vuoi il vino buono, vieni a parlare con me. Era uno che parlava, non mi dico. E quindi non c'era la possibilità di giocare, se lo vuoi a 30 centesimi, non devi parlare di 250. Questo per il vino, questo per il vino. Ma se vogliamo parlare delle mani, perché oggi è un altro argomento che ci sta tirando indietro, e vi assicuro che le mani sono un mercato incredibile. Quindi se si riesce a costruire una piattaforma, stiamo cercando di organizzare un'associazione di produttori dove c'è un'unione di produttori. Si creerebbe una piattaforma dove le eccellenze vengono messe a disposizione di un unico bambino. E vi assicuro che il prodotto esce, pagato esce. Allora il discorso è uno solo. Salute per lui, che già salute per il momento. E sto a dire che la cosa importante è presentare delle eccellenze alla gente che vive in Roma. Questo è l'unico argomento per dare un valore aggiunto a quella gente che sta lavorando e che vuole scommettere sul futuro, sull'agricoltura, perché qui non abbiamo altro. Ve lo ripeto, lo sapete benissimo, non abbiamo nulla, non abbiamo niente, abbiamo solo l'agricoltura e questo è il momento in cui stiamo a discutere di questo. Adesso, scusate la mia breve introduzione, ma parliamo con il dottor Lorenzo Biondo, che è un esperto in Sardegna, forse il maggiore esperto, che ci parla del canale di Sardegna in tutta la Sardegna, perché il canale non è un prodotto dell'Ogliastra, è un prodotto di tutta la Sardegna, è il principe dei vini rossi, che spesso però è fatto. Dottor Enzo Biondo. Innanzitutto desidero, senza microfono, io ho già una voce alta, desidero esprimere a tutti voi un saluto di piacere e di gioia. Quando parliamo di Cannonau, a me il Cannonau esprime gioia, perché è un'uva, è un prodotto, credo che non esista al mondo. Sì, ce n'è tanto altro Cannonau che sono portato i francesi, gli spagnoli in giro del mondo, con altri nomi, poi lo vediamo. Noi parliamo del nostro Cannonau, del Cannonau di Sardegna, del Cannonau di questo territorio, Ogliastra Nuorese. Poi vi spiego perché. Quindi io ho dato un titolo, nobiltà di vitigno e nobiltà di territorio. Beh, questo è il grande Cannonau, però noi sardi di Cannonau ne parliamo non solo poco, ma probabilmente non lo amiamo, perché se lo amassimo come dovremmo amarlo, perché i francesi e gli spagnoli che hanno il nostro Cannonau, che chiamano Grenache, Garnacha, per il 60% di tutte le loro produzioni, in ogni bottiglia c'è il 60% del nostro Cannonau, che chiamano con nomi diversi. Cosa significa questo? Significa che non è il Syrah o il Merlot che costituisce il 60% di una bottiglia, del taglio che fanno francesi e spagnoli in tutto il mondo. Vi sto parlando poi di tutto il mondo, perché ci sono oltre 300.000 ettari di tutto il mondo, poi lo vedremo, ma è il nostro Cannonau, vuol dire che ce l'avrà un pregio, ma non lo stiamo dicendo noi, lo stanno dicendo migliaia di contadini e di produttori che stanno in giro per l'Europa e per il mondo. A noi sembra questo Cannonau che sia una cosetta così. E poi perché? Adesso vediamo che cosa volevo un po' dirvi. Guardate soltanto il grafico, mi dispiace che la luce non fa vedere questa meraviglia di questo grapolo brillante con la foglia, che già guardare la foglia che è ricca di colore perché ha quel verde esplodente e poi lucido, è bellissimo. Non c'ha peli nella foglia da nessuna parte, noi chiamiamo una foglia glabra, ma
tanto per capirci, non molto con meno tecnica. Il Cannonau è un'uva, già a vederla così è meravigliosa. C'è un'altra uva che io apprezzo molto e che dovrebbe essere il fratello maggiore del Cannonau, che è il Bovale Sardo o Muristego. Noi del Bovale Sardo o Muristego ce n'è soltanto ormai nella zona della Mandrolisai, Sambugheo, Mazzara, un po' quella zona lì, Sorgono, e poi in giro per l'altra parte della Sardegna ce n'è pochissimo, dico pochissimo, e non lo utilizziamo molto. Chi è che utilizza molto e ha capito la bellezza del nostro Muristego? I francesi, scusate, ma lo devo dire, i francesi sono molto più esperti e molto più bravi di noi a percepire la magnificenza di un prodotto. 30.000 ettari di Muristego e 90.000 ettari di Cannonau. Vorrà dire qualcosa? Noi di Cannonau nell'86 in Sardegna, quando è venuta l'Accademia Nazionale della Vite del Vino, io mi onoro di essere accademico della Vite del Vino, nell'86 in quella tornata, in quella riunione accademica di Cannonau avevamo quasi 15.000 ettari. Siamo a 7.500 ettari adesso, 7.600 ettari. Ma se continuiamo così noi perderemo gioielli dove abbiamo perso, tra i bianchi li abbiamo quasi perso perché ci sono solo 35 ettari, un bianco che si chiama Semidano, il bianco meraviglioso più bello al mondo per i profumi, per il gusto. Perché l'abbiamo perso? Al solito i piccoli trampolini e il viticoltore non gli pagano l'uva, ha ragione il nostro presidente Mura. Il problema sta qui. Le uve vanno valorizzate, un produttore deve ricevere quello che è giusto che deve ricevere. Ma scusate, ha parlato di olio, ha parlato di uva, ma perché i nostri poveracci, li chiamo poveracci perché veramente ne sono grandissimi miei amici, i pastori. 3.500.000 pecore, quando danno 30 centesimi al litro di latte, ma stiamo scherzando? A quanto compriamo i formaggi? I trasformatori di quel latte, i nostri industriali, ma com'è possibile che paghino 30 centesimi al litro di latte? Ma voi fareste il pastore per pagare e ricevere 3 euro? Mai, non esiste. Ma questa è la Sardegna che a me non piace. Ma ci sarà una soluzione? Ma certo che c'è una soluzione. La soluzione c'è se noi prendiamo i nostri prodotti e li portiamo fuori dalla Sardegna. La Sardegna è bella, ma noi sardi siamo un po', non so, io mi ci metto anch'io, non sappiamo valorizzare le cose più belle che abbiamo e di bellezze ne abbiamo quanto ne volete. E mi fermo soltanto qui. Guardate queste altre uve che abbiamo, Cagnulari, Carenisca e Canicagiola, sono vitigni ormai quasi scomparsi. Ma immaginate voi un taglio tra Muristego, Canenisca e Canicagiola per dare struttura, corpo, colore, un po' più di acidità al nostro Cannonau che è deficitario, ma ha tante altre qualità che sono bellissime che dovremmo saper valorizzare. Come le valorizziamo? Le valorizziamo aggiungendo ai nostri vigneti. Io ho fatto quasi 20 anni nella cantina di Oliena e ho lavorato a quel Cannonau. All'inizio non sapevo nemmeno da dove iniziare, perché non riuscivo a capire perché da una zona all'altra, 6 zone nello stesso comune di Oliena mi davano 6 vini diversi. E io non riuscivo a capire. Poi certo, nel 2012 sono uscito con un libro, Cannonau mito mediterraneo, 550 pagine, che sta facendo il giro del mondo. Di questo ne sono felice perché io voglio scrivere quello che ho imparato, lo sto scrivendo. Io sono l'unico enologo, lo dico perché è giusto che sia così, che fa letteratura enologica. L'ultimo libro che ho fatto, vuoi far vedere per piacere ai miei amici questo libro sulla verdad
ha mai parlato di Vernaccia, ma quando mai? Questo sono 350 pagine di Vernaccia, anche scritto in inglese, perché questo libro ormai gira il mondo. E a me mi fanno ordini dall'America. È venuto un signore che distribuisce il vino in 48 stati americani e mi ha detto: Biondo, io voglio sentire questo Vernaccia che è scritto, perché il libro è scritto anche tutto in inglese. Certo che dobbiamo scrivere anche tutto in inglese, perché ormai l'inglese è quello più ascoltato, è quello più parlato in tutto il mondo, e dobbiamo farlo. Intanto che farò, infatti, il prossimo libro sul Cannonau sarà una ripetizione, sarà scritto anche tutto in inglese. Noi dobbiamo farci leggere da tutto il mondo, e questo è quello che dobbiamo fare, e parlarne anche, andare fuori dalla Sardegna per parlare col mondo intero di quello che siamo. Noi abbiamo una cultura vastissima, più vasta di tutto il mondo, ma non ne parliamo. Ma la nostra cultura è fantastica, ma non mi voglio perdere in queste cose. Questa è una piccola mappa che ho fatto per far vedere la distribuzione della nostra viticoltura com'è. Vedete, tutto lungo costa, molto meno nella parte interna. Quindi i nostri vigneti pescano molto l'alito del mare, questa freschezza, specialmente in estate, quando l'uva non respira. Bene, arriva quell'alito fresco che è il maestrale, 256 giorni all'anno, che rinfresca i nostri grappoli e continua il grappolo a pompare dalla terra e portare quegli aromi che poi ci fanno impazzire. Questo è quello che succede. Guardate questo tralcio, ma non si vede, è un gran peccato, io lo vedo qui. Questo è un progenitore dei nostri vigneti di cui stiamo parlando adesso. Questa è una pianta che ha migliaia di anni, e vi devo dire che con dispiacere ho saputo l'altro giorno, questo sta nella foresta di Margugliai, nella Iglesiente, è stato tagliato. Non so chi l'ha tagliato e l'hanno utilizzato per arrostire il maialetto della chiesa. Ragazzi, questa non è la mia Sardegna, io lo dico con dispiacere ma anche con odio. Io sto cominciando a odiare determinate persone che creano questi danni. Allora, della vite selvatica, che ce n'è anche nel nostro nuorese e anche molto, questo ha un ceppo da 75 centimetri. Quello che sta nel nostro nuorese, ma non ve lo dico così qualcuno non va a tagliarlo, va bene, ha 175 centimetri, è qualcosa di imponente, bellissimo. Ma dove si trova la vite selvatica? In una regione solo dove non c'è inquinamento, né atmosferico né sul territorio. Ecco perché sviluppa la vite selvatica da noi in Sardegna. In nessun'altra parte del mondo, voi provate a girare il mondo se trovate vite selvatica di queste dimensioni, da nessun'altra parte, ok? Allora questa è sempre la nostra Sardegna. Questi sono i semini che sono stati trovati qui a Saosa, 4 pozzi che sono stati scavati nella zona dell'Uristanese, mentre una ruspa passava per spianare, stavano per costruire un ponte, trovano questi 4 pozzi profondi 4 metri e di un diametro di 1 metro. Hanno detto cosa ci sarà? Beh, 15.000 semini sono stati trovati imbrogliati nel fango nella parte più bassa, quindi ancora l'umidità, e questo che ha consentito di tenerli ancora freschi. Sono state fatte le analisi chimico-biologiche eccetera eccetera, sono venuti fuori i DNA di Cannonau, di Vernaccia, di Muristello. Ma amici miei, ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di qualcosa che ha 2.000, 3.000, 4.000 anni. Allora ciò vuol dire che la Sardegna non ha nulla da piangersi addosso. E dobbiamo dire agli altri che dicono: ah, questo l'abbiamo portato noi, il Cannonau ve l'hanno portato gli spagnoli, i francesi, gli americani, non so chi tutto ci ha portato questo. Il Cannonau è nostro. Il Cannonau nasce da questi cepi che hanno 3.000-3.500 anni. Quindi nasce in Sardegna, amici. Io questo lo voglio dire. Queste sono delle frecce che gli amici che vanno a caccia ogni tanto mi regalano, e io ho fatto un po'
questa posizione per farvi capire che già prima dell'età del ferro i nostri progenitori andavano a caccia lavorando la ossidiana che trovavano nel monte Arci, lì nella zona credo dell'Oristanese. Questo così per farvi vedere varietà regionale. Vitigni rossi, la Sardegna predilige i rossi, i vini rossi, quasi il 70% di rosso, bianchi facciamo il 30%. Cosa sono i vitigni all'otto? I vitigni all'otto sono quelli che prendiamo fuori dalla Sardegna, che ci piace, a noi ci piace internazionalizzarci. Allora vediamo bene anche quello che vedono i francesi, il Syrah, il Merlot, vediamo questi vitigni internazionali. Questi sono vitigni all'otto, ce li abbiamo dentro i nostri vigneti, ma se non ci fossero il dico sarebbe meglio. Questi sono i 10 vini più importanti della nostra Sardegna. Mi dispiace che non si vede bene. Vedete il Cannonau 7600 ettari e il Vermentino che ha preso piede doppiando il Nuragos 4000 ettari contro oggi i 2000 ettari del Nuragos. Ma il Nuragos è tra i vini bianchi più belli che esistono in Italia. Io non vi dico che cosa vendevo del Nuragos. I miei amici francesi che acquistavano il nostro Nuragos lo hanno acquistato perché allora avevamo produzione di Nuragos molto abbondanti, 250-300 quintali per ettaro, e allora in quegli anni io ho cominciato a fare l'enologia negli anni 60. Immaginate in quegli anni lì, negli anni 70, arriva un mediatore francese, mi degusta il Nuragos e mi dice: oh, Blondeau, io mi chiamo biondo e lui mi chiamava Blondeau, ma è stato così i francesi. Oh, Blondeau, c'est bon, c'est Chardonnay, mi ha detto. A me mi si sono accese 8000 lampadine, come Chardonnay? Accidenti, lui mi ha detto: quanto ne hai di questo Chardonnay? Ma gli ho detto: quanto ne vuoi? Poi gli ero detto che non era Chardonnay, era Nuragos, però io vendevo, grazie a lui, che era un mediatore francese, il Nuragos agli champagnisti francesi. E mi ha detto: facciamo noi lo champagne dal Nuragos. Ci ho tentato, ho messo 124 ettari di Nuragos a Vendôme, nella zona del medio Campidano, e abbiamo provato a mettere queste bottiglie lavorate per lo spumante in una grotta dove la temperatura costante tutto l'anno era 15-16 gradi. Dopo un anno lo abbiamo assaggiato, amici miei, noi veramente le cose che perdiamo ancora non lo sappiamo. Questo francese mi ha detto: qua noi li vediamo miliardari. Il problema è che l'assessore allora dell'agricoltura, quando abbiamo portato il progetto per sistemare questa grotta, per sistemare le cose, mi ha detto: caro Biondo, ma io se ti pago, se ti finanzio questo progetto, a me gli agricoltori della Sardegna non mi daranno più conto e non mi dà finanziato. E noi abbiamo buttato via il vigneto, l'abbiamo rivenduto, abbiamo perso anche questo patrimonio. Per dirvi che cosa abbiamo in Sardegna. Siccome c'è il dottor Tomasi che tra poco ci lascia perché l'aereo se ne va alle 3, le dispiace se interrompiamo un attimo? No, può finire. Ma li faccio come secondo e spiego, guarda. No. Continuare per lui. No, Abbiamo ancora 10 minuti? 10 minuti, Ok. sono arrivato. Grazie. Ma guardate adesso cosa succede nella distribuzione. Per il 92% l'Ogliastra parla Cannonau, per il 92%, il Nuorese l'83%, il Sassarese solo il 20%, e andiamo a scendere il 15% del Cagliaritano, 10%, eccetera, eccetera, fino a finire all'1% che è la zona invece del Carbone Iglesias. Che vuol dire questo? Vuol dire che la massima concentrazione di carbone c'è la
sapete voi, siete voi i padroni del Cannonau, non gli altri. Non perché gli altri dicono ma anche noi abbiamo un Cannonau. E allora è come per il Vermentino, tutti hanno detto ma ce l'abbiamo anche noi il Vermentino. Sì che è il Vermentino, ma la qualità, la grande qualità, la potenzialità che avete voi del Cannonau e del Vermentino della Cannuna sono diverse. A me dispiace per quelli che stanno fuori, vengono a mettere i vigneti qua, quelli del Cagliaritano o quelli di altre zone della Sardegna. Vengono qui, si comprano i terreni, è qui che nasce il grande Cannonau che adesso vedremo, o forse lo diranno anche gli altri miei colleghi che parleranno successivamente. Ora, io parlavo di tutto questo perché le caratteristiche del Cannonau differiscono molto da che cosa? Dai suoli, dai colori, dalle piante, dal terreno, dal numero di piante che abbiamo per ettaro, dai sistemi di potatura, sistemi per pianta, sistemi irriguo, eccetera, eccetera, differiscono da tante cose. Che significa questo? Cosa vuol dire? Vuol dire che qui c'è una cultura che è completamente diversa da quella del Cagliaritano e da quella di altre zone della Sardegna. Sono viticolture diverse. Certo, voi non avete messo il Vermentino, perché non mettete allora anche voi il Vermentino e fate concorrenza agli altri? Perché gli altri devono fare concorrenza a un grande Cannonau che ce l'avete voi nello Iastre e nel Molese? Questo è il punto della situazione. Ma siccome siamo sardi, noi sappiamo fare tutto come fanno anche gli altri. Quindi, cosa bisogna fare allora per conoscere bene? Valutare la sensibilità all'ossidazione, valutare la propensione al sapore verde troppo vegetale quando si fa troppa macerazione, valutare di non esagerare sul tannino per evitare la perdita di quello stile che è formidabile, che è la nobiltà della sua personalità di questo Cannonau. Ecco le cose per cui noi dovremmo stare attenti. E poi un'altra cosa che io ho scritto, qui non si vede, lo sto leggendo per ricordarmelo anch'io. Dai viticoltori cosa abbiamo imparato? Dai viticoltori abbiamo imparato che il Cannonau da solo non è una grande cosa. Il Cannonau ha bisogno di un fratello, di un cugino che gli dia assistenza. E questa assistenza non possiamo farla con Syrah o con Merlot. Sono DNA completamente diversi. Sono prodotti che sono nati in un altro territorio, in un altro clima, non hanno nulla a che vedere con la nostra razza. Il Syrah è un'altra razza, il Merlot è un'altra razza. Allora noi al Cannonau dobbiamo dare la razza che lo lega assieme, il Muristello. Perché leghiamo il Muristello? Non lo sta dicendo Enzo Miolo, sono i nostri antenati, i nostri viticoltori che per secoli hanno fatto sempre questa comunione, questo matrimonio. 90% di Cannonau, 10% di Muristello. Io lo chiamo taglio nuragico questo, perché è secondo me quello che meglio riesce nella produzione di questo vino. Ora taglio alcune cose e vado avanti. L'altra cosa che invece tendo molto a focalizzare è il fatto che noi non solo parliamo poco di quello che produciamo, ma ne parliamo anche male. Però noi dovremmo governare con i giovani. Noi parliamo poco con i giovani. Ma scusate, ho scritto qui, vedete, c'è un crollo nei consumi del vino che da 30 anni a questa parte non si era mai visto una cosa del genere. 30 anni fa avevamo 70 litri pro capite, oggi siamo, mi vergogno a scrivere, ho scritto 29 ma avrei dovuto scrivere 27, l'ultima statistica. Ma se continuiamo così ci sarà un crollo totale. Ma la cosa più strana che a me fa impazzire, però questo ve lo voglio dire con enfasi, è che i nostri giovani consumano birra. 70 litri di birra pro capite in Sardegna contro la media nazionale di 30 litri, di 36 litri
Ma scherziamo? Io a Doniera trovavo i giovani, 3 giovani con 8 bottiglie di birra sul tavolo, tutte vuote, avevano già bevuto. Cosa ho fatto a Doniera? Ho fatto i corsi ora, Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino. Io sono felice di appartenere a questa organizzazione perché insegno ai giovani a saper bere il vino, ad avvicinarsi a questo prodotto meraviglioso. E questo che dovremmo fare anche noi. 2 parole sulla Spagna, vedete 120.000 ettari, questo ve l'ho già detto, è 300.000 ettari di Cannonau che si chiama Grenache o Garnacha, distribuiti in tutto il mondo, e non siamo stati noi a distribuirlo, ma i vigneroni francesi che hanno dimostrato anche molta intelligenza, perché non hanno venduto un solo clone, hanno fatto 27 cloni, perché quando quel modello di Garnacha o di Grenache doveva andare verso la costa atlantica o l'altra costa americana o andava in Australia, facevano un clone che si adattava per quella zona. Noi cosa abbiamo in Sardegna? Mi sembra che abbiamo 5 cloni, ma quando andiamo a prendere il clone dove li compriamo? Dai nostri a Rauscello. E quale clone Rauscello vi sta dando per questa zona? Vi dà il CVCC24 o vi dà il CC45? Abbiamo 5 cloni, ma non sappiamo esattamente quello che va meglio qui o quello che va meglio in un'altra zona. Ma amici miei, ma noi dobbiamo essere precisi, noi dobbiamo saperle bene queste cose. Io sono un po' critico, questa è la bellezza dei nostri vigneti, mi dispiace che non si vedono perché qui abbiamo delle vigne semplicemente meravigliose e il territorio, questo è il vostro territorio. Queste sono tutte zone del vostro territorio che arrivano fino al mare. 2 cose vi voglio dire molto velocemente. Questo non c'entra nulla con la Sardegna, questo è il Sudafrica. Io mi sono permesso di andare in Sudafrica per capire, pensavo che mi andava, scusate, ogni tanto mi viene da parlare esatto, mi andava un tumore, mi è rotto ieri, questi non sanno fare nulla, ma in Sudafrica ha una produzione di vino che è incantevole e hanno poi questi vigneti che sono bellissimi, che sono tutti a doppio cordone speronato. Ho finito, Presidente, guardate quante voti lo utilizzano, perché anche loro usano il sistema francese. I francesi gli hanno insegnato come si fa il vino e lo fanno così, solo nelle botti, perché non hanno il nostro Cannonau, perché se avessero avuto il Cannonau noi non avremmo messo dentro le barriche quel vino che loro è talmente forte, talmente duro che se non lo fanno oscillare nelle barriche. Questa è una, non si vede qui, una bella ragazza del Sudafrica, chiaramente è inglese, è enologa. E lì molte ragazze fanno gli enologi, molte ragazze del Sudafrica. Ma guardate la bellezza di che sembra, tu dovreste vedere le cantine, ci dovreste fare un salto anche voi per capire che cosa fanno anche questi. Salto un po' questo, cosa ho fatto io nel 2009 a Socorro? Ho messo a sedere 120 persone e abbiamo degustato 5 vini Garnacha, 5 qualità di vini Grenache e 32-35 vini Sangre di Cannonau. Impietoso il risultato, perché tutti avevano una scheda di valutazione, si è salvato forse il 5-6% che hanno preso 80 punti sono già un bel punteggio, ma tutti gli altri si sono salvati anche male, i vini francesi e i vini spagnoli, ma non è che 120 persone hanno degustato questi vini. E l'altra cosa che ho fatto invece a Cagliari, un peccato che non si vede, abbiamo fatto la degustazione delle strade del vino, perché noi abbiamo la strada del vino del Cannonau, ma dove sta questa strada del vino? Dove sono i nostri turisti? Dove viaggiano i nostri turisti? Noi dovremmo fare arrivare 20 milioni di persone a girare per le nostre vigne, a comprare questi oli, a comprare i formaggi, a comprare questi vini, ma dove stanno? Dove stanno? Cioè, o mettiamo più navi, o mettiamo più aerei, o questo non lo so dire. Questa è la presentazione della strada del vino. A Cagliari abbiamo
ogni sera 400 persone sedute e quasi tutti turisti. Questa è la cosa più bella. Allora io mi accorgo che quando parliamo delle nostre cose e le presentiamo, le persone vengono a degustare e a sentirci. Quello che diceva questo Mehmet Oz, che il Cannonau è il vino che dà la maggiore longevità. È vero, ha ragione, perché guardate, quest'uomo qui che della vostra Gliastra ha 107 anni e questa signora fa ancora la vendemmia, sono le vendemmie che fa sui vigneti di proprietà a 103. Perché allora il Cannonau rispetto a tutti gli altri vini? Guardate bene, acidi cinnamici 83 mg per litro, 83, quando il più alto la monica ne ha 55. Gli acidi cinnamici sono quelli i più grandi antiossidanti che esistano al mondo, questi acidi. Il Cannonau ne ha una quantità abnorme, 83 mg, e poi anche il resveratrolo. Il resveratrolo è un antitumorale. Quindi bevendo Cannonau con tanto antitumorale, con tanto anti-invecchiamento, è chiaro che abbiamo persone dell'età che vi ho detto. Stefano Andresi, il terreno e il padre del vino, la vita e sua madre, sono tutte cose belle, questo è il clima e il suo destino, e poi il terreno conferisce al vino carattere, la vite conferisce la razza, il clima conferisce la personalità del vino, e quindi tutto questo esiste, e certamente l'enologo con la tecnica poi gli dà lo stile. Io con questo... che ci deve lasciare, ha fatto un sacrificio per venire da noi, l'aereo parte alle 3, per cui spostiamo il suo intervento. Lui viene dall'Università di Solletico di Veneto, è stato l'artefice della zonazione, che è un manuale che noi abbiamo fatto nel nostro territorio. Oggi ci parlerà delle nuove frontiere della ricerca. Quello che noi chiediamo a lui, che ci farà capire come fa un agricoltore a scegliere che tipo di pianta mettere nel suo territorio, che tipo di zona areale deve indicare, perché noi abbiamo fatto questo lavoro che è costato alla comunità di Ezio 300.000 euro. La mano politica non ci credeva e noi l'abbiamo fatto lo stesso. Abbiamo fatto un grande lavoro con l'idea che noi dobbiamo sapere, prima di mettere la vigna in un tipo di terreno, che tipo di vino crescerà fuori da quel terreno. Questo però è legato, come abbiamo visto, al tipo di pianta, perché se noi andiamo a fare come facevano i nostri genitori, andavano dal miglior venditore, chi faceva un centesimo in meno, 2 centesimi in meno, comprava quello. No, ci hanno fatto capire che ogni territorio è diverso, perché è diversa la disponibilità dell'acqua, è diverso il suo clima, è diversa la sua componente geologica. Per cui il professore è tenuto. Grazie. Anche da parte mia un buongiorno a tutti. Innanzitutto mi scuso con Elena Godi, con il professor Tilla, sarei dovuto andare dopo di loro, ma con l'aereo alle 3 e devo scappare perché devo tornare a casa. Per cui mi scuso con chi migliorava presente. Mi piacerebbe mettere quell'enfasi, quel calore che ha usato il dottor Biondo nello spiegare veramente questi vostri tesori. Lo dicevo stamattina, chi mi accompagnava in macchina, bisognerebbe girare il mondo a portare le immagini di questi vostri paesaggi, di questi vigneti di 50-70 anni, questi alberelli. Stamattina venivamo un vigneto con una signora vestita di nero di 70 anni o forse anche più, che curava il vigneto. Queste sono immagini che bisogna portare in giro per il mondo. Io purtroppo porto in giro il prosecco, porto in giro sta frutticoltura, quasi una frutticoltura ormai,
uguale in tutta la nostra pianura del Veneto, che è diventata una standardizzazione, un'omologazione incredibile. Purtroppo il Prosecco in questo momento va, tira, funziona, tutti piantano il Prosecco, ma già ci chiediamo cosa faremo tra 15 anni di questi 30.000 ettari di Prosecco. I vostri vigneti invece hanno 70-80 anni e purtroppo non sono ancora sufficientemente valorizzati. Erano 5 anni che mancavano, sono rimasto veramente stupito da vedere questa viticoltura che un po' ho dimenticato. E anche l'immagine di questi giorni, la settimana scorsa quando sono venuto per il progetto che stiamo rimettendo in piedi, mi rendo conto che questi territori veramente è diritto non farli conoscere. Facciamo conoscere prima di tutto il territorio e poi il vino. Prima il territorio, prima il paesaggio, prima la tradizione, prima la cultura e poi lì è impossibile che non si possa valorizzare un vino così importante. Un vino così importante che però ha anche l'attualità della ricerca scientifica, perché la zonazione che è stata fatta qualche anno fa e di cui Orazio Locci che è qui e Elena Gobbi che insieme sono stati i due artefici più importanti insieme ai loro colleghi di Cagliari, ci hanno già insegnato qual è la litologia, qual è la pedologia, quali sono le altitudini, le esposizioni dei vostri vigneti e quali sono di conseguenza le caratteristiche dei suoli e le caratteristiche dei climi. La vostra zona, come diceva prima Biondo, io ad Oliena avevo individuato 6 diverse zone con 6 diversi vini. Anche qui sono state fatte un lavoro scientifico per individuare le aree più omogenee da un punto di vista pedologico, climatico e all'interno di queste quali sono le caratteristiche dei vini. E bisogna dividere le diverse provenienze perché effettivamente anche un grado di temperatura, un'escursione termica un po' diversa, un suolo con un po' più di argilla, crea delle differenze, non in senso positivo o negativo, delle differenze che devono essere assolutamente poi conservate al momento della vinificazione. E la prima cosa quindi è conservarle al momento della vinificazione e tenerle separate dalle altre. E quindi partendo da considerazioni macroscopiche, cioè è inevitabile che se noi esageriamo con la produzione la resta sia negativa rispetto alle sostanze coloranti. È innegabile che se noi diamo troppa acqua, troppo concime o se buttiamo la vita in modo sbagliato, ciò che ne risente è la produzione intesa soprattutto come il peso del grappo. Ma se da queste considerazioni macroscopiche che riguardano un po' tutto e scendiamo poi invece nel dettaglio, ad esempio vi ho portato l'esempio di Flumini, tre parole solo per non perdere tempo. Qui sappiamo qual è la superficie del vigneto, sappiamo qual è l'altitudine media, vediamo qual è il paesaggio che è un elemento fondamentale. Potremmo stare qui ora a portarvi esempi di come il consumatore sente più buono un vino quando lo associa a un bel paesaggio rispetto a quando non sa da dove viene questo vino oppure il paesaggio non è altrettanto attraente come questo. Sappiamo esattamente in quest'area quali sono le temperature minime, quali sono le temperature massime. Ad esempio l'escursione termica di Flumini è intorno ai 14 gradi di media tra il giorno e la notte e invece 11 e mezzo è la media generale, quindi una caratteristica specifica di Flumini che effettivamente incide poi su qualcuno di caratteri di colore o di aroma o di sapidità dei vini. Per cui di conoscenze ormai ce ne sono veramente tante. Sappiamo quali sono i punti di forza, infatti vedete alte escursioni termiche, buone rese in viti equilibrati, gradazioni superine sempre elevate, quindi di tutte le zone che sono state indagate con la zonazione abbiamo dei caratteri specifici, dei caratteri unici e che poi abbiamo anche cercato di valorizzare ancora di più con quelle che sono quelle che erano le caratteristiche per il vigneto di domani, cioè intendo però sicuramente ancora il vigneto di oggi. E allora qui tra le tante considerazioni c'era sempre alla fine irrigazione. Si consiglia il ricorso all'irrigazione da utilizzare fino alla fase di paiatura. Allora qui voglio soffermarmi un po' di più perché questo è un po' il tema della giornata. Allora, l'irrigazione perché andando a fare le buche in tutti quanti i vigneti che abbiamo indagato, andarci a studiare le radici, come erano posizionate, dove ce n'erano di più, dove ce n'erano di meno, abbiamo capito che ci sono delle zone, come ad esempio i suoli argillosi Pelaedo, Pelaumano, Pelaedo, dove abbiamo poche radici perché c'è già l'acqua, ma ci sono altre zone, come vedete i suoli sabbiosi di Pelaumano, sempre nella stessa zona, dove l'apparato radicale è molto più folto, perché lì la radice deve investire molta più energia, molta più fatica per andarsi a cercare l'acqua. È qui che probabilmente un impianto di irrigazione ben organizzato, come vi spiegherò adesso, può fare la differenza. Abbiamo le zone, vedete come versanti medi, che vi ho fatto la zona
settembre c'è uno squilibrio, cioè la pianta consuma più acqua di quella di cui ne ha a disposizione, vedete un fortissimo apparato radicale perché la pianta deve cercarsi l'acqua ed è qui che l'irrigazione può veramente dare una costanza qualitativa e una costanza produttiva negli anni. E altrettanto vedete sempre la stessa immagine, anche se ci spostiamo un po' più lontano dal ceppo, la situazione non cambia, siamo a 1 metro di distanza dal ceppo, ancora ci sono tante radici, perché tanta deve essere energia che la pianta investe in quest'opera. E allora si sono fatti dei bilanci, si sono fatte delle analisi su tutte quante le diverse zone, queste sono le precipitazioni e qui si vede esattamente quello che è il deficit idrico da giugno fino a settembre, zone con più deficit idrico, come vedete Flumini, o come questa qui Sacana e Fondovalla di Sacana, altre zone invece come ad esempio la Quirra, dove il deficit idrico è inferiore, quindi c'è un po' più di acqua, o come queste, le Vignali, che sopra i 500-600 metri, dove la necessità idrica è inferiore. Ma abbiamo già individuato quelle zone dove l'acqua deve essere portata. Allora, nel corso dell'anno si dividono bene le aree più bisognose, e anche perché noi sappiamo che se abbiamo una spalliera, come le nostre spalliere del Veneto, consumano circa 400 mm di acqua in un anno, e sono queste spalliere molto vigorose. Quando invece andiamo sui vostri alberelli, di acqua ne serve meno, però guardate che nel nostro caso servono 250 litri di acqua per fare un chilo di vino. Da noi ne servono circa 350-400, ma nel vostro caso sono 250 litri di acqua per fare un chilo di uva. Non sono poche e bisogna darle alla pianta. La pianta si è già adattata, voi l'avete già adattata con i vostri sistemi di allevamento, si è adattata con tutti dei fenomeni di epigenetica che adesso ci piacerebbe studiare e approfondire, ma comunque ha bisogno di circa 250-290 mm per ogni 100 quintali di uva che si trova. E soprattutto vedete quest'acqua è importante dal momento della fioritura in avanti fino al momento dell'invaiatura, quello è il momento più importante. Allora nel 2014, 2 anni fa, abbiamo fatto un'indagine a livello nazionale. Noi di Conegliano, insieme alle università, insieme alla linea, abbiamo chiesto a 700 aziende quali sono i temi prioritari che vorreste sviluppare nella vostra azienda per dare un futuro alla vostra azienda. Il 25% ha risposto con innovazione. Abbiamo bisogno di innovazione nelle nostre aziende per poter essere sicuri che la nostra azienda abbia ancora un futuro prossimo. E cosa si intende innovazione? Riduzione dell'impatto ambientale dovuto ai trattamenti. Direi che questa non è la vostra innovazione, perché voi fate 4-5 trattamenti all'anno, non certo i 12-15 che si fanno in altre zone, quindi non è la vostra priorità. Vitigni resistenti ai parassiti, altrettanto non è la vostra priorità, soprattutto su quello che ha detto il dottor Biondo riguardo al patrimonio, ricco patrimonio varietale che voi avete, storico, quindi non avete certo bisogno di nuovi vitigni che comunque in questi ambienti non sono più di tanto aggrediti dai parassiti. Portainesti resistenti agli stress biologici, di cui la siccità. Questo è già un argomento che bisogna cominciare ad affrontare e utilizzare i nuovi portainesti che sono messi in vendita negli ultimi 2 o 3 anni la serie M di Milano, di cui uno, l'M4, è sicuramente più efficace nella risposta idrica al suolo. Gestione del vigneto fortemente su base fisiologica, qui mi volevo soffermare. Dobbiamo, nel caso dei vigneti, dare l'acqua, dare nutrimento, però conoscendo esattamente quelle che sono le esigenze fisiologiche della pianta. E poi vi dico una di precisione, ma direi che nel vostro caso non è facilmente applicabile l'obiettivo di precisione in ambienti collinari e per vigneti. Allora, acqua su base fisiologica, basata sulla conoscenza di quelli che sono gli apparati radicali, sapendo che la radice è il cervello della pianta, perché è dalla radice che parte l'assorbimento idrico minerale, che è un organo di riserva per le necessità della pianta, che dalle radici ci sia una forte sintesi di ormoni che fungono da segnali per lo sviluppo della parte aerea, e la radice è la prima che sente la carenza idrica e avverte subito le foglie: attenti, chiudete gli stomi perché non ho più acqua da darvi, oppure attenti, stiamo andando verso maturazione, cominciate a pensare ad accumulare zucchero, accumulare sostanze coloranti. Ed è quindi la radice che è un organo sensibile che funziona proprio da guida per le situazioni di stress. Quindi apparati radicali devono essere ben trattati, devono essere gestiti correttamente perché possano assorbire nel miglior modo possibile. E quindi, prima cosa, lavorare a scuola.
lavorare anche con diversi sistemi, rompere anche soltanto 20 cm dove passano le molte del trattore per realizzare il terreno, rompere il centro del filare 30-40 cm di profondità per realizzare, per dare ossigenazione alle radici, per fare il miglior modo possibile, ora anche in questo modo la poca acqua che c'è viene totalmente assorbita da un apparato apicale perfettamente funzionante. Questi sono gli esempi di lavorazione di suoli, possono essere diverse, queste sono una radice che è stata tagliata, o anche qui è stata tagliata con gli organi che dicevo prima, con le attrezze che dicevo prima, e immediatamente emette un nuovo apparato radicale, molto più folto, molto più giovane, molto più efficace nell'assorbimento idrico e accennavamo ai portainnesti, qua direi che i vecchi portainnesti li avete già scoperto per 110 liter, 1103 pause, quelli che consumano meno acqua, oppure vedete quelli che hanno una maggiore resistenza, 140 ruggeri, ancora 1103, 110. Per cui per quanto riguarda i portainnesti dovete solo pensare che esistono dei nuovi portainnesti che sono quelli della serie M, per cui l'M4, come dicevo, è probabilmente il migliore. Quando è che l'acqua non deve mancare? È subito dopo la fioritura, perché nel momento in cui le cellule si moltiplicano, soltanto se abbiamo tante cellule dell'acido, possiamo avere anche degli acidi poi di giusta dimensione. Se facciamo mancare l'acqua in questa fase, vedete circa 20 giorni dalla fioritura, la perdita in peso è più evidente che non la carenza idrica in altri momenti, quando invece la carenza idrica va cercata per dare soprattutto qualità. Per cui quello è il momento in cui non deve mancare. E soprattutto poi dobbiamo capire che c'è un consumo idrico di lusso che non serve assolutamente a nulla. Abbiamo una curva di accrescimento qualitativo e produttivo che termina nel momento in cui noi vediamo troppa acqua e a quell'acqua è soltanto sprecata ed è un consumo che può essere idrico o nutrizionale, cosiddetto di lusso, che non serve a nulla. Allora noi dobbiamo assolutamente pensare a sistemi nuovi di irrigazione che siano basati sul concetto di fisiologia. Quindi i sistemi di irrigazione a pioggia o a scorrimento sono assolutamente ormai obsoleti da dimenticare, come questi vedi con i rotoloni. Dobbiamo andare alla microirrigazione a goccia o ancora meglio alla subirrigazione. Sono questi due sistemi che possono arrivare a un'efficienza che del 90% dell'acqua. Tutta l'acqua che io viene totalmente assorbita, non viene persa per scorrimento o per ma dobbiamo per forza pensare all'irrigazione a goccia o alla subirrigazione. Guardate, se noi diamo l'acqua per aspersione o per scorrimento, per avere una quantità di 500 litri dobbiamo darne 700. Quando invece diamo con la goccia o la subirrigazione, praticamente abbiamo più valore del 90% dell'efficienza che dicevo. Allora, pensare alla microirrigazione per tutta questa serie di vantaggi che non sto adesso a elencarvi, pensare ancora di più alla subirrigazione, dove nel Veneto l'80% degli impianti che abbiamo l'acqua ciolante sulla terra costa meno perché non serve passare nessun sistema di ancoraggio, non abbiamo avuto casi che non funzioni. Se per caso succede si vede subito quel pezzettino di filare che ha qualche problema, si va a vedere, si torna a unire il tubo se si è rotto, se si è strecciato. E soprattutto io bagno porto l'acqua esattamente dove le radici la sono. Quindi la subirrigazione è un elemento veramente innovativo per un'agricoltura del domani. Se in alcuni casi i terreni sono troppo ghiaiosi, allora usiamo l'irrigazione sopra chioma, però sempre con il concetto di una irrigazione non di lusso, ma un'irrigazione fisiologica. E ecco, vedi in questo caso il tubo sottoterra, tutte le radici sono sotto all'alto ciolante perché qui io porto l'acqua e quindi le radici si posizionano per assorbire tutta l'acqua che io porto con la massima. La subirrigazione deve essere, vedete, sempre portata su dei piani, su dei programmi di irrigazione che vedono in funzione degli obiettivi enologici, innanzitutto in funzione della varietà, un piano rossa, e poi gli obiettivi enologici delle strategie che portano la pianta a soffrire particolarmente dopo l'invaiatura per dare prevalentemente colore a una varietà come il Caronau che ne ha bisogno. E soprattutto perché adesso conosciamo esattamente tutto quello che è il percorso genetico che porta alla sintesi di sostanze coloranti. Abbiamo visto che quando c'è un po' di stress in fase di invaiatura, e quindi se noi lo creiamo specialmente dando meno acqua, si attivano maggiormente i geni dedicati proprio alla sintesi di sostanze coloranti e mi porta sempre, vedete, in queste due slide, a una maggior quantità di sostanze
altri dati di cultura, ma poi ancora meglio quando ci sono i tecnici, come le stazioni che ho appena nominato, che possono portare queste informazioni, che sono senz'altro meglio rispetto a vedere questa, che è la sostanza colorante, di un numero, in questo caso non si rà, scusami, io vorrei portare l'esempio di questo che hai fatto adesso, per cui hai giustamente, anche se dal mio punto di vista, ha fatto capire che non abbiamo bisogno di rimettere questi anni. Comunque questa qua è la quantità di sostanza colorante quando la vita è stata fatta soffrire leggermente in fase di impaiatura rispetto invece a tutte le altre situazioni in cui l'impianto irriguo non è stato gestito correttamente. Quindi l'acqua è uno strumento incredibile, bisogna avere la possibilità di avere l'acqua, quindi cercare d'accordo, d'intesa con l'amministrazione, di fare il massimo sforzo per portare l'acqua, ma anche perché sempre di più adesso abbiamo capito che dando l'acqua possiamo sciogliere nell'acqua anche le concimazioni, quindi la cosiddetta fertilizzazione, e possiamo gestire gli elementi nutritivi di cui i vostri terreni sono estremamente poveri, e questo è il progetto che sta partendo adesso la prossima settimana. Abbiamo già individuato una decina di aziende dove faremo queste prove di fertilizzazione. Poter dare ad esempio in questo caso di Tigno a Barcarossa, puntare prevalentemente sul potassio, dando questo potassio in base di impaiatura, perché il potassio è l'elemento che porta insieme agli zuccheri, porta anche il colore. Per cui questo per quanto riguarda i rossi, ma le stesse cose si potrebbero dire per i bianchi, dove si cerca invece di privilegiare un po' di più l'azoto, perché l'azoto dà un po' più di vigoria, quindi un po' più di freschezza, un po' più di freschezza aromatica. Allora, ecco, anche qui questi piani che facciamo. 4 interventi di fertilizazione. Il primo dopo la raccolta è un momento fondamentale per portare acqua e per portare nutrimento, perché la pianta lo assorbe e lo userà poi nell'annata successiva. E poi ancora, un po' prima della fioritura, la chiusura del grafo e l'impaiatura, altri 3 interventi di fertilizzazione per l'obiettivo che si vorrà ottenere. Ed ecco, questi sono i risultati. Qui varietà Merlot nelle nostre aree, più carichi produttivi più 10% e più 10% di sostanze coloranti già al secondo anno di partito. Quando si fanno prove di irrigazione e di concimazione bisogna dare 4-5 anni, cioè avere pazienza 4-5 anni, perché bisogna scaricare il terreno dalle concimazioni precedenti, però vedete che già nel nostro caso, nel primo e secondo anno, già un aumento di sostanze coloranti, mantenendo tutte le capacità allo stesso livello. Questo in caso invece di un pino grigio, qui sono stati interessati soprattutto le sostanze aromatiche. Vedete quanto maggiore era il risultato in termini di alfa-alifatici, di benzenoidi, anche un po' di noridoprenoidi, soltanto passando da una irrigazione tradizionale a una subirrigazione fatta molto più mirato e molto più utile. E anche l'elemento così importante dell'azoto che viene assimilato nei filiere in fase di fermentazione è maggiore la fertilizzazione rispetto alla crescita. Allora chiudo. Noi dobbiamo innanzitutto cominciare a preparare il vigneto nel miglior modo possibile, già pensando all'acqua, quindi un'accurata preparazione del terreno imprentiato in modo da favorire lo sviluppo dell'apparato focale, ma non ribaltare il terreno a 50, 60, 70 cm, ma romperlo in profondità 1 metro senza rivoltare tutti quanti il profilo pedologico che si è formato nel corso degli anni, dei secoli, dei millenni, ma sempre pensando già alle radici che devono andare il più possibile in profondità. Scelta del portinnesto, pensando anche ai nuovi portinnesti, inervimento controllato, in quanto aumenta la quantità di sostanza organica e aumenta quindi la capacità di immagazzinamento idrico del suolo, riducendo le perdite per riscaldamento. Evitare questi problemi di compressione dovuti ai passaggi di mezzi meccanici, quindi lavorare i 2 binari per passare alle volte, basta poco, 15-20 cm, e ancora possibilmente lavorare al centro. Impianti di irrigazione o meglio ancora di subirrigazione per i motivi che vi ho appena detto. E poi attenzione a non esagerare ovviamente con il carico produttivo dovuto molto spesso a sesti troppo stretti. Ho dovuto correre, mi scuso, devo scappare, vi ringrazio e chiedo scusa se adesso devo andare. quali sono le linee
sono via senza lavaggio grazie. Quante scuse? Riuscite a sentirmi o devo fare un microfono? Riuscite a sentirmi? Devo parlare ancora sempre o in confidenza dice che devo parlare ancora. Buongiorno a tutti, molti mi conoscono già, so che ho lavorato alla zona, comunque per piazza la conosce, io sono Elena Conti, sono un agronomo e sono un tecnico dell'agenzia Laure. Non ho proprio in questo territorio, ma quindi nella parte del nord piazza all'11 di giugno. Allora, stamattina il mio compito è quello di focalizzare l'attenzione su quelli che sono i dati delle superfici viticole dell'Ogliastra e in modo particolare quali sono gli ettari investiti a vigneto e le produzioni di questa zona qua, della zona Carnegie, Iersu e Deltemina e Marisardo, che poi vedremo comunque nella zona viticola di maggiore peso. Lo scopo è quello di dire che una zona viticola così importante non può, perché ha un certo peso, non solo a livello locale, ma anche stesso un certo peso, una certa importanza come superfici investite, ma soprattutto anche come produzioni, come produzioni ottenute sia a livello viticolo che a livello vinicolo, anche di produzioni di qualità, anche in termini di DOP, non può andare avanti senza una infrastrutturazione adeguata, ma come infrastrutturazione adeguata intendiamo, ce l'ha detto poco fa il professor Tomasi, quanto sia importante la risorsa idrica e soprattutto la risorsa idrica considerato anche il cambiamento climatico e quelle che sono state anche negli ultimi 4-5 anni, perché noi siamo in una situazione di estrema siccità, abbiamo avuto pochissimi eventi piovosi negli ultimi anni e anche abbastanza concentrati, per cui la vite che per condizioni fisiologiche ha bisogno di risorsa idrica durante tutto il suo ciclo, ha bisogno di avere a disposizione l'acqua per poter ottenere produzioni di peso e di qualità. Allora cosa vedremo? Vedremo i dati della viticoltura dell'Ogliastra, ma soprattutto la portata a quella che è il comparto viticolo della Sardegna. Quindi mi dispiace un po', non si vede tanto bene, però un po' col pulsatore ci arrangiamo. Vedete, i miei colleghi, ecco, premetto che i dati che vi farò vedere io sono dati ufficiali, sono dati abbastanza aggiornati anche al 2016, ricavati da Ponticerde, che sono l'ospedale viticolo regionale, quindi le denunce di vigneti esistenti e poi praticamente dati della Camera di Commercio sulle produzioni DOP e DOP. Vedete qua molto velocemente quello che è stato l'andamento della superficie abitata della Sardegna. Addirittura riusciamo ad avere una
che all'inizio si è continuamente ridotta, perché c'è stato un momento qua, anche negli anni 90, che ancora riuscivamo ad avere 40.000 ettari di vigneto. Quindi attualmente la Sardegna è abbastanza su un livello abbastanza basso, sui 27.000 ettari di vigneto. Vedete qui abbiamo la distribuzione nelle 4 province storiche, come lo diceva il dottor Biondo, insomma la provincia di Cagliari, la Fada Tallone, segue la provincia di Sassari, però vedete la provincia di Nuoro siamo sui 6.600 ettari. Considerate che comunque fino al 96 più o meno la provincia di Nuoro riusciva ad avere 12.000 ettari di vigneto, e quindi questa superficie in questi anni si è dimezzata ulteriormente. Questi dati qua ce li abbiamo ancora sulla vecchia provincia storica di Nuoro. Poi vedremo un po' il dato dell'Ogliasca. Guardate però la dimensione, cioè questi dati sono riferiti a quasi 40.000, cioè a poco più di 35.000 aziende. Quindi abbiamo praticamente superfici medie di 0,73 ettari, un po' quello che ci diceva il dottor Biondo. Siamo, cioè in termini di superficie di tappe medie, siamo praticamente piccolissimi. Questo vabbè, ho già detto a voce, più o meno, però poi dal 2006 al 2016, vedete tutto il discorso superficie di tappe è rimasto abbastanza stabile. Invece una cosa che mi viene sottolineare è come è aumentata notevolmente la richiesta della superficie a dopo, mentre fino a praticamente, vedete, al 96 tutto questo utilizzo praticamente era la superficie indicata come vino comune. Negli ultimi anni, dal 2006 al 2016, c'è stata una notevole rilimitazione delle superfici viticole iscritte all'albo dei vigneti dopo, quindi che è possibile rivendicare come produzioni di qualità. Cioè questo che cosa significa? Che praticamente prima la Sardegna produceva solo vino comune che esportava, non aveva nessuna identità, mentre invece negli ultimi 10 anni vuol dire che c'è stato un forte impulso sulla nostra produzione viticola. Cioè vogliamo far vedere che esistiamo, che abbiamo le nostre DOP, che sappiamo valorizzare i nostri territori e la nostra produzione. Questo praticamente ci fa vedere più o meno l'andamento delle superfici nelle province storiche. Vedete come la provincia di Nuoro, che è questa qua, è rimasta più o meno costante con un leggero decadimento in generale. Questo voi non lo vedete, ve lo dico praticamente a voce. Questa zona qua sarebbe la superficie della provincia di Nuoro, che è praticamente il 24% della superficie totale di tutta la Sardegna, contro Cagliari, che questa porzione qua è il 29%, Cagliari il 36% e Sassari al 29%. Quindi come provincia, cioè anche la provincia di Nuoro ha un notevole peso, ma fra poco vediamo come la viticoltura dell'Ogliasca abbia ancora un peso superiore al peso del nuorese. Questa praticamente ci indica la distribuzione della viticoltura tra pianura, montagna e collina. Vedete che in Sardegna praticamente abbiamo fondamentalmente una viticoltura di pianura. Questo si riallaccia benissimo alla cartina che abbiamo visto prima, la distribuzione della Sardegna prevalentemente lungo le coste, e quindi lungo le coste troviamo zone pianeggianti. Mentre invece un po' vedete la collina fa 200-600 metri, che noi ci riempiamo benissimo con tutti i nostri versanti, quindi
intorno a Ierzu, Carpeto e Lanusei siamo al 32%, ovviamente rimane esigua la viticoltura di montagna. La viticoltura di montagna è sempre inferiore, considerate che per montagna vediamo quote superiori ai 600 metri, quindi sapete benissimo cosa vuol dire coltivare sopra 600 metri, perché lì si beccano discorsi di pendenze, di climi, di vari colori resistenti anche alle produzioni di qualità in quelle zone. E quindi praticamente però non è da sottovalutare, perché la viticoltura di montagna è sempre solitamente un gioiellino, sia dal punto di vista paesaggistico che dal punto di vista della qualità delle produzioni. E quindi questa viticoltura va assolutamente tutelata e salvaguardata in termini di prodotti di nicchia, di prodotti di immagine. Però vedete che il peso della nostra viticoltura è la pianura, che poi è un po' quello che succede anche qua in piazza. Però il dottor Tommaso ci diceva benissimo, la viticoltura di pianura non vuol dire viticoltura non di qualità. Quando noi gestiamo bene il vigneto, gestiamo bene i produttimenti, riusciamo ad ottenere dei vini che sono tipici, con quelle caratteristiche di profumi, di colore, che possono essere specifici per queste zone. Quindi, allora, questo era un po' l'impatto generale della Sardegna. Qui io vi faccio vedere i comuni che hanno la maggiore superficie abitata in Sardegna. Tenete conto che per i primi 10 troviamo Ierzu. Infatti Ierzu ha una viticoltura intorno ai 480 ettari solo con Ierzu. Ma a seguire, sempre 11°, abbiamo il comune di Vergheria, che praticamente fa parte sempre del nostro areale ondasta qua vicino. Qua non lo vediamo, però subito dopo, sempre nelle prime posizioni rispetto a tutti i comuni della Sardegna, troviamo il comune di Carpeto e troviamo un numero elevato di ettari di vigneto anche nei comuni di Arzana e di Lanusei. Ma questo vi dico succede perché parte dei vigneti dichiarati in questi comuni di Arzana e di Lanusei sono a firma nelle isole amministrative di questi comuni. Comunque qua, se osservate, noi rinchiamo nel gruppo delle principali zone viticole della Sardegna. Ovviamente la fatta paragone a Piero, perché qui abbiamo la Selle Costa che da sola fa la viticoltura di compensore, però sono tutti comuni molti, Berlita, Oriena, Giorgali, cioè la nostra viticoltura ha un notevole peso a livello regionale. E qua possiamo vedere direttamente i dettagli. Ieri 487, Vergheria subito dopo 458, e quindi siamo pari i primi 20 comuni che hanno una buona superficie abitata. Infine, vedete qua, è proprio una panoramica specifica della piazza con le superfici al 2016, quindi questi sono scali che hanno fatto dei colleghi, pure all'osservatorio regionale delle produzioni viticole, aggiornati a fine 2016. Vedete, tra Gaio Carpeto abbiamo quindi ieri Vergheria, poi abbiamo Carpeto,
dei vitigni bianchi, e poi classici Monica, Carignani e Nurato, che poi sono quelli che hanno questi vitigni. Tenete conto che sono quelli che hanno dato poi origine alle nostre DOC storiche, a quelle che sono le DOC vecchie, fatte come varietà. Tenete conto che al giorno d'oggi non si possono neanche più rivedere DOC varietali, ma si possono solo esprimere praticamente DOC territoriali. Quindi già questa è una particolarità che noi dobbiamo conservare bene. Ancora, questa è una suddivisione più dettagliata dei vitigni presenti, e vedete, come giustamente diceva il dottor Biondo, la superficie viticola all'Onao a livello regionale è di 7.600 ettari, seguita dalla Monica, dal Carignano e dal Pascale. Ok, queste sono per quanto riguarda le varietà bianche, la predominanza delle due varietà principali del Ventino e Nuratus, e poi a seguire tante altre piccole varietà. Quindi per quanto riguarda invece lo storico del vino, questa è la produzione del vino nel tempo, vedete che praticamente spiega quello che ha avuto con quello che vi è fatto vedere con l'andamento delle superfici abitate. Ecco qua abbiamo un dettaglio della media provinciale per gli anni 2009 e 2015. Vediamo qua, abbiamo anche il dato IASTA, quindi il dato IASTA per quanto riguarda questo periodo è di più di 60.000 quintali di uva, quasi 70.000 quintali di uva come media. Vedete, uva nera 61.528, uva bianca 2.174. Lo stesso vale appunto come produzioni di quintali negli anni 2009-2013. Abbiamo invece una resa media tutto sommato anche abbastanza buona, intorno a 70 quintali a ettaro. Vedete che altre zone arrivano a 90 100 quintali a ettaro, perché tutto sommato non abbiamo un vigno così produttivo, così esageratamente produttivo, alcuni vigneti non vengono esageratamente spessati e fatti bene. Questa è la distribuzione di vino bianco e rosso per tutta la regione della Sardegna, le 8 province che esistevano prima, e vedete non piastra, tutto questo è vino rosso, questa sticina è riferita al vino bianco totale. Infatti vedete il vino rosso prodotto in Ogliastra è 48.308 ettolitri e il vino bianco 1.700. E quindi questo era più che altro per focalizzare l'attenzione, per focalizzare l'attenzione su quelli che sono i numeri attuali della nostra cultura. Cioè, lo sappiamo già perché lo conosciamo. Abbiamo una certa importanza come peso nella produzione ecologica regionale. Dobbiamo però mettere noi tecnici con l'innovazione, insomma, le istituzioni, di tutta una serie di collaborazioni insieme affinché vengano messi nelle condizioni di poter operare almeno culturalmente a quello che accade agli altri agricoltori di altre zone dell'Italia che sono forse più conosciute, hanno riuscito, ma solo perché sono riusciti a valorizzare il vino di noi. Allora, grazie a Elena Gondi che ci ha illustrato la viticoltura in Ogliastra, e adesso prima di passare a parlare per il problema proprio dell'acqua, vorrei invitare Antonio, che è mio figlio, che è un allievo di professor Tomassi, che ha fatto studi a Conegliano, quindi è enologo, e sta seguendo alcune realtà, piccole realtà aziendali, soprattutto di alta collina,
grossa cantina, oppure usare metodi tradizionali o metodi innovativi della scienza di oggi. Antonio. Grazie per l'applauso, per la fiducia, perché non ho ancora parlato. Allora, innanzitutto qualcuno mi conoscerà già, per chi non mi conosce mi chiamo Antonio Mura, sono il piccolo Mura perché il grande Mura giustamente grande sia fisicamente che qualcuno lo conosce, grande anche come nome. Quindi quando dico che sono il dottor Mura, mi guardo, sono il dottor Mura all'altro, quello grande è mio padre, io sono il piccolo, diciamo. Vuoi dire che sono medico? Tu sei io sono un medico del film, mi hai anticipato la battuta, mi hai ricordato la battuta. Allora, diciamo che essenzialmente io credo, perché allacciandomi a quello che ha detto prima il dottor Biondo e poi il dottor Diego Tomasi, che è stato appunto il mio professore, il mio grande maestro, che noi viviamo forse nella zona più bella della Sardegna, sicuramente, poi gli amici della Cavour che fanno delle vittime, eccetera, eccetera, però il territorio che abbiamo noi, nel giro di 5 km riusciamo a passare dalla costa ai 600 metri di altezza, lo possiamo tutti, ce lo possiamo invidiare, noi non lo dobbiamo invidiare a nessuno. Dopodiché abbiamo visto la donazione, abbiamo parlato di tutte le variazioni che sono presenti qui, gli AS, tutto bello, tutto benissimo, ma dobbiamo dire una cosa, che il viticoltore ISS o di perla sulla SAI, queste cose che sono state studiate e approfondite, già le sapete, perché qualunque viticoltore, qualunque persona che faccia vino in questa zona, sa benissimo che il vino dell'Austria è più buono del vino dell'Austria, ma perché? Perché il territorio da sempre da vini diversi, non più buoni, eccetera, eccetera, diversi. E questa è la parola chiave, non è migliore, peggiore, eccetera, eccetera, è la diversità. Aziende viticole che stanno a distanza di 3, 4, 5 km possono dare vini completamente diversi. E la bravura di un tecnico, se segue un'azienda oppure di viticoltore stesso, se lo fa in proprio, è proprio quella di tirare fuori quelle che sono le caratteristiche della sua uva. Niente di meno. Quindi per quello il dottor Biondo prima parlava ed era molto accurato di dire che non abbiamo bisogno di importare vitigni internazionali, quindi SIA, Interlocchi, per carità sono ottimi prodotti, però se noi andiamo a mettere questi prodotti insieme ai nostri, questi qui hanno una forza talmente, potrei dire anche ingombante, perché la parola giusta, talmente importante che vanno a appiattire quelle che sono le caratteristiche del nostro prodotto, giusto? Quindi perché tutti continuano a dire il Cannonau è a poco colore, il Cannonau è dopo 6 mesi diventa arancione, ma per quale motivo dopo 6 mesi diventa arancione? Non viene lavorato nel modo giusto. Semplice. La prima cosa per fare un buon vino, per fare un buon Cannonau, un buon Moristelli, un buon vino in generale, è sicuramente il capire quali sono le sue caratteristiche. Logicamente non possiamo pretendere da un Cannonau che ci dia il colore di un Merlot, il colore di un Syrah, eccetera, eccetera, però noi abbiamo tanti profumi splendidi che non riceviamo, la macchia mediterranea, la frutta fresca, le ciliegie, che sono cose che quei vini non potranno mai darci. E quindi, per esempio, un Merlot, un Cabernet messo con il prosciutto di Villagrande. Il prosciutto di Villagrande io lo sentiamo solamente noi, no, invece usiamo il nostro Cannonau, valorizziamo il nostro prodotto, lo mettiamo insieme a un altro nostro prodotto e abbiamo fatto vino. Questa è una cosa che in tutto il mondo si fa, solo noi stati siamo rimasti appena indietro, perché signori, io vi voglio raccontare un episodio. Io collaboro con Adriano, che ormai sopporterà quotidianamente, diciamo, per i prossimi anni. Abbiamo aperto un progetto, diciamo, di vendita di vino online e siamo andati a cercarci i prodotti in Italia, nelle cantine abbiamo la macchina e siamo andati in giro a sentire tutti i vini. E cosa è successo? Siamo finiti gioco forza, non schiacci, andiamo a Montalcino. Montalcino è un paese che ha 225 aziende consorziate in un paese, ok? Sbagliamo strada, perché Adriano come navigatore non è il massimo, sbagliamo strada, finiamo in una palla esperta proprio. Sbagliamo, entriamo in un cancelletto e c'era, io credo che saranno state 120 ceppi, cioè 1000 metri di vigna messa una maglietta, eccetera, eccetera. Ne c'è questa signora di 86 anni, 84, apre la porta, erano le 8:30 in pigiama,
italiano si parla e vai tu perché sei una qua. Signora, noi stavamo cercando di fare il nome di un'altra cantina, la signora ci fa, assaggiate il mio vino. Ah signora, perché lei fa il vino? Faccio il vino, anche la mia. Faccio il vino io, ma c'è qualcuno che mi aiuta? No, faccio tutto io, porto io, faccio, e i trattamenti che mi fa? I trattamenti che mi fa una mia amica che ha la vigna a fianco. È venuto fuori che questa signora di 34 anni si era presa le amiche, 8 amiche, una si era presa la pompa per fare i vicini, una si era presa le forbici da portare, si facevano tutti loro, non pagavano un centesimo. Una ha speso 2.000 euro per la pompa, una ha speso, quindi si sono autoconsorziati e fa la signora, è uscito fuori che la signora gli aveva detto ma lei partecipa a qualche concorso? No, non io volevo, so che il mio vino è buono, quindi non mi serve come dicono gli altri. Ho partecipato solo una volta a foto e ho vinto una medaglia d'oro. Della serie, era buono davvero. Quindi come vedete non c'è bisogno né di grossissima tecnologia, c'è bisogno di passione, di amore e di capire quello che si ha tra le mani. Una volta che si capisce questo, siamo già a metà del cammino. Logicamente poi ci sono delle cose da seguire, bisogna documentarsi, studiare, eccetera, eccetera. Però chi già si imposta e portato a capire questo tipo di ragionamento già va a vincere, diciamo. Ok, signori? Diciamo che tutto quello che sono detto sulla zonazione, sulle 9 sottozone di titolo, eccetera, eccetera, è vero. E poi andremo a vederlo più tardi, quando mangeremo qualcosa. Ci sono oggi una selezione di cantine, 7-8 cantine diverse del territorio, e abbiamo scelto delle cantine che abbiamo saputo rispecchiare queste zone di cui il professor Tommaso parla. Quindi abbiamo un'azienda che seguo io tra l'altro di Sergio, lui è di Perdas, però i vigneti ce li ha nella parte della Maria Intertina, quindi a Sala. Quindi andremo a assaggiare un cannonau fatto con sacimento granitico, col maestrale che si fa sempre, e vedrete un tipo di cannonau. Poi ci sposteremo a Iezzo e andremo a Perdata, andremo ad Austria, vediamo quella zona, il cuore diciamo della viticoltura iezzese, ok? Poi saliremo ancora, andremo nel sicuro, saliremo in alta montagna, quindi faremo un breve viaggio tra queste zone che abbiamo spiegato e andremo dal mare fino alla montagna. Poi avremo naturalmente, queste sono piccole cantine, ok, che stanno nascendo adesso, poi avremo degustazione degli altri cantini sempre piccoli, che però sono già un po' più affermati, quindi magari voi avrete già avuto un piacere, perché mi piace assaggiare questi prodotti, e metteremo a confronto tutte queste varie zone, faremo un viaggio, perché alla fine il vino è piacere, il vino è parlare. Quando noi andiamo a aprire una bottiglia di vino non dobbiamo solo stappare e bere, dobbiamo anche capire che lì c'era probabilmente una nonnina di 34 anni che andava a zappare la terra, il figlio che andava a fare la medicina in vigna, quindi sia chi lo beve e anche chi lo vende deve prima di tutto mettere davanti la terra, la storia e dopo arriva il bicchiere di vino. Quando noi andiamo a assaggiare o degustare un bicchiere di vino, noi mettiamo il naso dentro e dobbiamo sentire la terra che ci ha dato quel luogo. Ok signori, quindi va bene il marketing, va bene tutto, va bene che tutti dobbiamo guadagnare, però la gente comprerà il nostro vino, i nostri prodotti se si innamorerà della nostra storia, c'è poco da fare. Quindi se noi mettiamo una bottiglia sullo scaffale, una bottiglia sterile e non diamo un'informazione per capire quella bottiglia, per capire quel nome, per capire la scelta di quella capsula, la scelta di quell'etichetta, noi andremo a scontrarci con le migliaia, centinaia di migliaia di aziende viticole che ci sono in tutto il mondo. In Sardegna ormai siamo già 240, 224, 240 aziende. Quindi voglio dire, il succo del mio discorso è che siamo una terra bellissima, abbiamo un vitigno che chiamano che è il principe dei nostri in Sardegna, ne abbiamo tanti altri, quindi se lo vogliamo aiutare, aiutiamolo con i suoi fratelli, cugini, mogli, Castellano, Steli, Bovale, eccetera, eccetera. Se vogliamo portare un parente strano, i parenti strani ce li abbiamo tutti, lasciamoli da parte. Cioè il Caronau vinifichiamolo a parte, il Bovale vinifichiamolo a parte, il Merlot vi piace, vinificatelo a parte. Fate una bottiglia diversa. Ok, se voi volete fare una prova, vi fate una bottiglia tagliata tra Caronau e Merlot. Però l'errore più grave secondo me dal punto di vista non tecnico, perché magari viene anche bene, proprio culturale, che si è vuole mettere il Merlot dentro il Caronau in sede di vinificazione, non si fa, perché noi andiamo a coprire i profumi del nostro Caronau con il Merlot. Se lo vogliamo fare facciamo la parte. Questo è un consiglio che posso dare.
Poi per quanto riguarda la tecnica tra diciamo, aziende grandi e aziende piccole, aziende con tecnologia, eccetera, eccetera, è solo la metodologia di lavorazione che sicuramente nelle aziende importanti, eccetera, eccetera, è facilitata perché c'è controllo della temperatura, c'è diciamo facilitare la comunicazione dell'uva, eccetera, eccetera, però il punto di partenza è sempre lo stesso, tirare fuori dall'uva il meglio possibile. Perché signori, noi da una pessima uva un vino buono è difficile da farlo, ma da un'ottima uva un pessimo vino si può fare. Cioè, non voglio dire la maggior parte delle volte, però molte volte succede, giusto? Quindi se noi siamo pronti, concentrati, abbiamo la nostra panna, andiamo in via, tagliamo l'uva e stiamo tranquilli che Dio deve uscire. Ok signori, grazie mille. Adesso, prima di passare al vicepresidente del Consorzio Tecnico di Astra, che invito a parlarci un po' di quest'acqua che noi stiamo vedendo che tutti ne parlano, ma noi non di Astra, dove siamo l'acqua? La domanda. Preferisco parlare a voce un po' bassa, assolutamente. Devo parlare di per consorzi di politica, ma per un susseguirsi di impegni che oggi purtroppo si sono accettati in questa quindi chiedo scusa per il discorso dell'acqua, logicamente dopo tanta parlare di vino, mi dispiace, ma l'acqua è fondamentale quanto il vino per arrivare a questi risultati che effettivamente abbiamo sentito dire allora Manfredi ci ha invitato a parlare di acqua è un obiettivo che come consorzio di bonifica quando siamo stati eletti è stato uno degli obiettivi che ci siamo posti di voler portare l'acqua qui in una zona dove il Tevila si aspetta da qui da problemi che così qua non dico che si cerca di dimenticare un po' però in pratica un po' passato nel dimenticato da quando siamo stati eletti nel 2015 noi l'abbiamo messo nel nostro programma, è stato uno dei primi punti, il primo punto in assoluto è proprio quello di voler portare l'acqua qui fino al canale. Quindi nel nostro obiettivo pian piano stiamo riuscendo, anche se con lentezza, e io spero che abbiamo più presente anche l'onorevole Sabatini che magari non si portasse a illustrare meglio quali sono ancora le situazioni attuali dei finanziamenti. Io vi posso riepilogare quello che è il nostro obiettivo, a che punto è. Noi al momento attuale abbiamo circa 4 milioni di euro disponibili, che attualmente però comunque il decreto non è arrivato, ma speriamo che arrivi a breve, per poter portare una condotta da 600 a partire dalla scuola agraria e quindi percorrere per risparmiare anche sull'aspetto generale quel modello che intercorre tra la nuova 125 e la media 125. Quindi ci permette questo di poter accelerare in maniera esponenziale il ritmo burocratico per quanto riguarda gli studi e quindi in effetti essendo un terreno già un percorso già studiato da parte dell'ANSA, incontri già fatti con le esigenze dell'ANSA ci hanno detto che è fattibilissimo e che è una cosa logicamente quando il progetto verrà sostanzialmente ultimato sarà un punto abbastanza appunto da poter stabilire dove passare la condotta effettivamente, allora raggiungeremo l'obiettivo principale che è quello di voler realizzare un progetto direttamente cantierare in modo da velocizzare al massimo la tempistica affinché il finanziamento che verrà dato possa in qualche modo essere speso. Io per quanto riguarda
diciamo, nella progettazione siamo fermi con il progetto di massima, dove in effetti prevede oltre a questa 4 milioni di euro di investimento, 10 milioni di euro di investimento che dovrebbero essere accessibili presso una programmazione fatta dall'assessorato di circa 160 milioni di euro, in cui il nostro consorzio dovrebbe andare a beneficiare di questo. Ricordatevi che il nostro consorzio è di piccole dimensioni, quindi dobbiamo andare a combattere con il nostro consorzio tipo quello del Capitano e tipo quello dell'Olesano, che anche questo, dove in effetti la fetta maggiore comunque sarà la sempre anche perché i due consorzi di Tirolo e la Sardegna attualmente commissariati e rappresentati comunque nel commissariamento da dirigenti regionali che effettivamente svolgono un riescono a sopperire al loro deficit perché sono fortemente esecutati a quei fondi che permettono di poter risollevare in qualche modo le situazioni tragiche che hanno e oggi sono una situazione che i consorzi dove l'azienda agricola pagare l'acqua a 200 euro, 250 euro a ettaro è da succedere perché alla fine non è possibile. Noi per il male al nostro consorzio riusciamo ancora a contenere i costi, siamo tornati a 80 euro a ettaro, diciamo che è una cifra abbastanza importante che consente comunque a un'azienda agricola di poter accedere in modo abbastanza equo all'utilizzo. Per quanto riguarda questi 10 milioni di euro, se qualora dovesse essere confermata questa programmazione, ci potremmo consentire di portare l'acqua una condotta da 600 almeno via Carrello. Quindi ricordatevi che i costi di una condotta del genere da 600 di diametro, da 60 cm di diametro, siamo intorno a 1 milione di euro per poco a più. Quindi ricordiamoci che siamo in una distanza calcolata ad arrivare qui a Milano, siamo di costo, dovremmo riuscire a coprirlo portando almeno la grossa condotta e le ramificazioni condotte da 400 sia nella zona Marsato, Banati, eccetera, e quindi dove dovrebbe arrivare fino a Marsato lungo le sponde dell'Anas, per cui può scendere giù verso la Vega 125 e essere condotta lungo la Vega 125 con le diramazioni verso la Planaggia e finire con la condotta da 600 diciamo vicino alla fine a Carrello. Di là potremo proseguire con le condotte da 400 per le diramazioni verso il Canale. Logicamente sono dei calcoli ancora un po' molto astratti, però a grosse linee con riuscire ad avere un progetto esecutivo almeno per la prima fase, anche perché le nostre risorse comunque riguardo alle trasmissioni del nostro consorzio non sono molto elevate. Diciamo, disponiamo attualmente di 10 milioni di euro e non possiamo fare. Però tutto ciò stiamo mettendo dei contatti abbastanza attivi con le unioni dei comuni. Le unioni dei comuni su cui abbiamo già dialogato, con alcuni diversamente fanno magari solo via telefonica, però sono stati veramente d'accordo, abbiamo già fatto giù una sorta di convenzione che ci permetterà di poter utilizzare anche gli uffici tecnici dei comuni per aiutarci nella progettazione. Questo ci permetterà almeno, spero, entro 2 mesi di avere visto che comunque le autorizzazioni da ottenere sono molto poche, perché comunque siamo ora se abbiamo l'autorizzazione dell'ANAS della provincia per quanto riguarda il passaggio della condotta, alcuni tratti su cui c'è bisogno dell'autorizzazione dell'ufficio di tutela, in pratica diciamo, non abbiamo altri interlocutori. Quindi io sono convinto che in un tavolo messi insieme, quindi facendo una conferenza di servizi con poche persone non si possa raggiungere l'obiettivo per questo è un po' il sunto della situazione, scusate sto andando in fretta, non potevamo mancare di
quindi sono dovuto venire per forza. Quello che voglio dire è che, come avrete visto nelle pagine giornali, sono stati molto stanchi. Non so quali siano le motivazioni velate da chissà quali cose, però sinceramente non si può escludere una zona come questa da quella che può essere il futuro dell'acqua. Anche perché l'agricoltura oggi, guardate, se uno conosce bene il Tortolino sé per sé, che ha delle aree agricole invidiate, sono le migliori che abbiamo in Italia stamattina, ma se andate a vedere l'agricoltura che c'è dentro, non è vedete. Sono terreni che hanno l'acqua 24 ore su 24 e non c'è l'agricoltura. Questo mi spiace tantissimo. Politiche sbagliate, dite quello che volete, eccetera. Però ciò non può a favore di determinate lobby, chiamo così perché sono lobby, dover escludere un territorio intero che effettivamente coltiva, che vive di agricoltura da un bene come quello. Guarda, io le ho combattute queste polemiche, eccetera, non ci voglio entrare in tanto, perché secondo me non bisogna andare grandi, però in tutti i casi l'ho voluto dire perché ho bisogno del nostro aiuto, abbiamo bisogno del nostro aiuto. Quando ci saranno attacchi di questo genere, voglio che intervengano i sindaci, voglio che intervengano i grossi personaggi politici di questa zona, che ci permetteranno di poter difendere. Piccola cosa, perché 14 milioni di euro è un inizio, ciò che serve sarebbe molto di più. Certo, non voglio andare non voglio Grazie di essere venuto. Adesso chiediamo al dottor Matteo Zante, che è presidente del consorzio industriale, l'acqua che abbiamo che scende dal rubinetto è l'acqua che abbiamo a disposizione tramite il consorzio industriale. Può essere un'ipotetica rete portata verso di noi o c'è qualche problema che ci impedisce di utilizzare per l'agricoltura un'acqua che viene dai depuratori, se funzionano bene, che sono biologicamente pure, portarle verso le piane Tortolini di Pelao e di Marsala. Grazie Presidente. Allora, buonasera e grazie dell'invito. Voi tutti conoscete il consorzio industriale e quindi vi chiederete perché sono qui. Anche io inizialmente mi sono chiesto questo quando ho parlato con il dottor Mura. Però pensandoci bene, credo che sia importante la presenza del consorzio industriale qui. Cosa voglio portare? Io voglio portare una disponibilità del consorzio industriale, una disponibilità su diverse cose. La prima cosa è che ha accennato il dottor Mura, nel senso che noi abbiamo visto stamattina c'è bisogno di acqua, noi di acqua ne abbiamo, al momento la stiamo anche un po' sprecando, nel senso che la buttiamo al mare, abbiamo circa 1,5 milioni di metri cubi di acqua all'anno, di questo 1,5 milioni oltre 600.000 sono proprio nei mesi che ci spiegava il professore stamattina servono a voi, quindi diciamo così un bel sicuramente non sufficiente ma un bel serbatoio di acqua che piuttosto che andare a mare potrebbe essere utilizzato. Stiamo parlando di acqua sicuramente diciamo così entro i limiti della norma, quindi può essere utilizzata. In certi casi anche molto carica di quello che vi servirebbe a voi, quindi noi facciamo uno sforzo di depurazione per togliere diciamo così, le sostanze fertilizzanti di cui voi avete bisogno. Però è un'acqua pronta, disponibile.
Cosa bisogna fare? Prima di tutto bisogna iniziare a fare rete, quindi la prima disponibilità che do è iniziamo a trovare il modo insieme anche al consorzio di bonifica come quest'acqua può essere immessa, quindi non buttate a mare ma resa disponibile dentro al consorzio. Non è una cosa facile, è evidente che portare l'acqua da Tortolì a Pelano non è proprio una banalità, però essendo l'acqua simile a quella che già viaggia dentro le condotte, mi dicono i miei tecnici, non avrebbe nessuna difficoltà una volta fatta la condotta di cui abbiamo parlato 10 minuti fa, che quest'acqua possa raggiungere. Quindi prima disponibilità, abbiamo l'acqua, abbiamo la disponibilità a creare una rete per metterla in giro, fare quella che molte volte sentiamo in televisione l'economia circolare, cioè il rifiuto che diventa anche un'opportunità e quindi non va sprecato ma diventa un'opportunità. Questa è la prima disponibilità, però non è solo questo quello che possiamo fare, perché ritengo che il consorzio industriale possa e debba lavorare a servizio della filiera agroalimentare. Al momento non lo fa troppo poco, abbiamo giusto qualche impresa che è insediata all'interno del consorzio, però è un caso sporadico, mentre invece come consorzio potremmo provare a darvi una mano insieme per fare altre cose. Per esempio, un altro prodotto che attualmente è un rifiuto, che però stiamo già sperimentando e valorizzando moltissimo all'interno della filiera agroalimentare, sono i fanghi che vengono prodotti dal deposito. Questi fanghi sono degli ottimi fertilizzanti, li stiamo già mettendo in circolo, ci sono diverse aziende anche intorno a cui conferiamo questi fanghi, che per noi sarebbero un problema, ma per l'agricoltore diventano un problema. Però anche questo è ancora troppo poco. Sicuramente è meglio conferire questi fanghi in questo modo piuttosto che andare a crescere le discariche, ma si può fare di più. Per esempio, parlando con il dottor Mura di una cosa che rilancio qui, si potrebbe provare a creare un progetto di ricerca, quindi poi dei prodotti che siano dei fertilizzanti specifici, per esempio per l'agricoltura. Dottor Mura, che sicuramente sa meglio di me queste cose, che mi insegna, mi dice che possiamo provare a mettere insieme due scarti, cioè il nostro fango, le vostre minacce, per tirare fuori un fertilizzante che è esattamente adatto, che ha lo stesso DNA, poi lei lo dirà sicuramente meglio di me, e quindi è pronto per essere accolto, per dare un contributo specifico alla. Ecco, questa è un'altra disponibilità che diamo, cioè abbiamo il prodotto, abbiamo più o meno gli spazi, proviamo a trovare le tecnologie, abbiamo capacità di mobilitare energie, università e quant'altro, proviamo a fare in modo che questi due scarti che producete voi, scarti che produciamo noi, diventino un'altra opportunità per il territorio. Vado ancora veloce perché l'ora non voglio prendere molto tempo. Un'altra opportunità che secondo noi può essere data col consorzio, se riusciamo a far decollare due delle grandi infrastrutture che abbiamo. Noi come consorzio abbiamo, diciamo così, dei diritti e dei doveri, ma sicuramente abbiamo il dovere di far funzionare due importanti infrastrutture del territorio, che sono il porto e l'aeroporto. Stiamo tentando di dargli, diciamo così, un nuovo slancio. È evidente che quando il dottor Mura parlava di un olio che va venduto a 30 euro a quanto ha detto, è importante che questo olio possa raggiungere velocemente, rapidamente, a costi anche, diciamo così, contenuti i mercati di sbocco. E questo avviene o
che siamo su un'isola o via mare o via cielo. Anche qui, quando e se riusciremo a mettere in circolo di nuovo l'aeroporto, le compagnie che andranno ad operare, faremo in modo, questa è la disponibilità che penso di poter dare, faremo in modo di incentivare anche l'utilizzo di, diciamo così, dei vettori per trasportare. È evidente che non si possono trasportare, per esempio, via aerea quantità enormi, ma prodotti di alta qualità, alto valore aggiunto, questo sì. Quindi non è pensabile mandare migliaia e migliaia di bottiglie, però poche bottiglie ad alto valore aggiunto è possibile fare. Questa è un'altra opportunità. Quindi, e concludo, cosa voglio rappresentare qui? Una disponibilità del consorzio e voglio lanciare, diciamo così, anche un invito a provare a fare sinergia, sintesi tra collaboratori, tra i diversi soggetti, per fare in modo che il consorzio possa diventare ulteriormente un'opportunità per la comunità. Allora, grazie Presidente, stiamo avviandoci verso la fine dei lavori e chiedo agli amici che sono gentilmente intervenuti di fermarsi con noi dopo il dibattito. Avremo occasione di degustare i vini, di mangiare qualcosa dei prodotti a chilometro zero. Ci fa piacere, così continuiamo a chiacchierare, anche perché da come state vedendo gli incontri di questo fenomeno, di questa opportunità ci danno delle possibilità di riaprirci. Io non conoscevo il Presidente del Consorzio, come avete visto, abbiamo scambiato una serie di idee che sono legate alla nostra esperienza e lui le sta facendo su. Perché io le raccontavo al Presidente giorni fa una mia esperienza degli anni 2000. Io ero Presidente della distilleria centrale della Dicovista in Sardegna, dove tutte le cantine devono portare le minacce che per legge nazionale il 10% del prodotto vino deve essere bruciato per fare. Quindi o bruciamo il vino o bruciamo le minacce. E abbiamo costruito questa grande opportunità di questa distilleria centrale, che pure, come tutte le cooperative, fallisce. È stata voluta far fallire. E oggi l'agricoltura di Sardegna paga ogni anno $500.000 di euro perché è obbligato a portare le minacce in continente. Un interlocutore di quei tempi, quando io ero ancora Presidente della Dicovisa, era questo monologo, che è il terzo gruppo europeo di alto grande monologo. E andai da lui per fare un incontro e salvare questa gente. Nel mio preliminare all'interno della sua azienda, avevo chiesto guarda, io fuori qui, avevo trovato una situazione dove un biologo, a cui io poi ero diventato anche un buon estimatore, mi diceva, ma io non riesco a capire il Sardegna come si. Noi abbiamo investito in quegli anni 300 milioni e, come diceva sentito poco per il Presidente, mettevano gli scatti di depurazione, mettevano le minacce esauste, perché le minacce a volte avevano delle rabbie, dei torri di lago potenziale, rimane la minaccia esausta. Più le mine di sottoposto che avevano lì nelle foreste dei diritti, facevano tutto il studio, quello che si chiama, poi le facevano di bocca in diretta. Dopo 3 anni fatto quanto era? 300 milioni, 10 miliardi. Perché questa, avete sentito il dottor Douglas che dice visione fa mangiare la pianta, bisogna dare quello che le serve subito dopo il mercato, subito dopo, per poi fare una serie di interventi. E
chirurgo che era lì mi dice: dottore, vogliamo parlare del referendum, vediamo? Sì, lei deve prendere questo prodotto, quante ne vuole caricare, più che 100 degli attacchi quintali. Noi abbiamo costato 70.000 lire all'ora quintale, adesso non so quanto costa. Carissimo, riconoscendo la vita il suo DNA è dato dei prodotti eccezionali. Per dire un progetto, noi abbiamo i fari di regolazione, abbiamo le bilanci, abbiamo il sottoposto, abbiamo la volontà politica di poterlo fare. Invece di andare a comprare i soldi, se ci fosse una cooperativa di milioni di persone, costerebbe sicuramente molto meno. Ma l'esperienza che si diceva poco fa, noi siamo andati a Monza. Ieri era il paese di vino ed era il vino del sindaco, non so se c'è ancora quel concorso, tutti i paesi del vino portavano la loro bottiglia e noi portavamo le nostre bottiglie di allora, di Ospitioro, Guerra, e il primo anno vinse Montalcino per l'anno d'oro e il 2000%. L'anno successivo, ieri c'è l'anno d'oro e Montalcino per il 2000%. Quindi si fece una sorta di gemellaggio e guarda, l'operatore sono solo 5 aprire il prossimo Natale quando arrivò per dire un grande riconoscimento. Abbiamo girato le aziende e ricordo, Antonio parlava di quella richiesta che io andai con dei soci, un'azienda di 5 euro, va bene, facevo 600 milioni di fatturato, 600 milioni. Il Lamalone, che voi conoscete tutti, o il Brunello, aziende di 5 euro, non dico che sono lì, ma stanno bene. Quindi il concetto è: se ci sentiamo, ci ascoltiamo, qualche volta riusciamo a superare, perché il chiamavamo come i vecchi giornali, andavano bravissimi, però non si mettevano d'accordo. Questo è il concetto. Quindi il nostro territorio ha bisogno di queste iniziative. E poi c'è un'altra cosa, prima di passare la parola in chiusura a Sabatini, rinnovando l'invito di stare con noi, facciamo parlare del professor Carlo Pino. L'intervento che non sarà lungo, ha detto così, abbiamo tempo stretti, dove ci parlerà di un progetto di sviluppo che si potrebbero creare all'interno delle terre civili dello sviluppo. Ringrazio Manfredi e tutti voi per la pazienza nell'ascoltarmi qualche minuto. Io sono docente all'università di Caprino, all'università di Cagliari, e Manfredi mi ha detto di parlare anche l'anno scorso sulle terre civiche, gli usi civici, che sono un po' come i rifiuti della lavorazione dei frantori. Sempre un problema, le terre civiche in Sardegna e in Ogliastra sono sempre state un problema. Sono di tutti, sono di nessuno, sono occasioni di conflitto, sono occasioni anche di tanti reati. Però in realtà sono un'opportunità. Allora, se noi cerchiamo di fare questa riflessione da Ogliastrini in Ogliastra, tutto ciò che ci deriva dalla nostra tradizione, la coltivazione degli ulivi, la coltivazione dei vitigni, le terre collettive che sono abbandonate, sono in gran parte inutilizzate, sono delle opportunità che forse per la crisi che abbiamo adesso dobbiamo riutilizzare. Qualche anno fa in Ogliastra avevamo sviluppato un bellissimo progetto, tendenza qua, sull'utilizzo, il rinnovo dell'utilizzo delle terre civiche in Sardegna, e avevamo rilevato la mappatura di queste terre, circa un 15% delle terre della Sardegna era gravato da uso civico. In Ogliastra ne
60-70%. Avevamo qua la materia prima, persone che si occupavano di terre civiche in quel progetto di ricerca agli Asprine, eravamo pochi. Allora, l'idea che voglio lanciare è questo. Oggi abbiamo visto un professore che parla di ricerca, arriva da Corigliano. L'altra volta avevo parlato di terre civiche con professori che arrivavano da altre università, non per fare il campanilista, ma attenti, ci sono delle opportunità, mettere qui a lavorare ricercatori, giovani, professionisti, sull'utilizzo nelle terre civiche della essenza dell'olivo, dell'olivastro. Sarebbe un progetto estremamente innovativo, legato alla nostra tradizione, che darebbe una possibilità di creare ricchezza, di aumentare il valore di queste terre. E dico un'altra cosa, questo lo dico da docente universitario: quando si parla di cervelli che vanno via dalla Sardegna, dall'Italia e vanno via e vanno magari a fare un'università da un'altra parte, totalmente slegata dal territorio, noi stiamo perdendo, pensavo un po' di cose, stiamo perdendo tutti questi giovani che dovrebbero dare valore aggiunto alle aziende. Le aziende dovrebbero, le aziende vostre, dei genitori, dovrebbero avere dei figli coloro i quali danno un valore aggiunto nell'innovazione, nella tecnologia, va bene là. Però io che sono un universitario dico, investire sulla cultura qua è una cosa importantissima. Vi faccio un esempio. Io qualche anno fa mi occupo di una tematica relativa alla gestione dei conflitti e sono andato in Francia e mi hanno portato in Francia a vedere i corsi dello champagne. Mi hanno portato, sono stato affascinato, non c'erano grosse strutture, la chiesetta di Don Perignon ho visto, piccole cose, e tutti i coltivatori accoglievano le persone, vendevano direttamente il proprio prodotto. C'era la famiglia che era tutta occupata e faceva vendere, dava valore. Io dico da un Astrino, da chi ha prodotto il vino qui e l'ha anche consumato, se noi abbiamo l'orgoglio di presentare questi prodotti, faccio una provocazione, forse vado fuori del tempo. L'altro giorno a Cagliari arrivavano 5 navi crociera. Raccomando, io dico, 5 navi crociera, 10.000 persone in un giorno sbarcano a Cagliari. Cagliari non dà i suoi prodotti, ma voglio dire, la città non ha grossi prodotti. Voglio fare questa provocazione. Quanto dista Cagliari dall'Ogliastra? E quanto impiegano i prodotti degli astrini arrivare nel porto di Cagliari dove ci sono le 5 navi crociera? Guardate, questo è una riflessione, perché poi il prodotto, giustissima battaglia, la cantina Pilia nel 90 produceva, con Manfredi presidente, 2000 quintali di uva, non ha superato il passaggio generazionale, perché noi siamo andati a lavorare, a studiare fuori, e quando le vigne sono dimezzate per l'Ogliastra noi abbiamo rispettato. Cosa voglio dire? Ci sono delle nuove opportunità. Le terre civiche, i dati più recenti dicono che quasi tutti i comuni stanno riassegnando le terre civiche ai giovani che chiedono attività per spaccare il lunaggio, una necessità. Perché la legge regionale, che tanto si attende sugli usi civici, non investe sulle terre civiche? E lo diciamo dagli Asprini di Ogliastra, per sviluppare la cultura dell'olivo, olivastro. Manfredi mi dice, ricorda sempre cosa facevano gli spagnoli quando sono arrivati qua. Gli spagnoli davano le terre ad uso civico e c'erano due regolette, io le richiamo. Primo, gli davano le terre con gli usi
2015 avevi l'obbligo di innestare gli olivastri, cioè mandare a reddito quell'attività. Ed è anche responsabile, perché se passava l'incendio e distruggeva gli olivi, ti portava via le terre. E gli spagnoli, la nostra tradizione, investivano sulle terre collettive, sull'olivastro, quanti secoli fa. Noi oggi queste terre ce le abbiamo abbandonate, cerchiamo di sgravarle dal loro vincolo senza avere il valore. L'università è impegnata in questo progetto sulle terre civiche. Volevamo costituire qui l'osservatorio delle terre civiche, volevamo chiamare qui le migliori professionalità a studiare le terre civiche. Devo dire, è stata la provincia e di quel bel progetto purtroppo non se ne è fatto niente. Però guardate che poi vi porto l'ultima osservazione. La settimana scorsa dottor Piotto ha fatto una carrellata straordinaria. La settimana scorsa sono andato a Siviglia, in Spagna, e dovevo parlare di gestione dei conflitti amichevoli. Io ho proiettato due immagini. La prima era la bandiera sacra, non sapevano cosa fosse, ed è spagnola. Basta che loro hanno lo stesso problema. La seconda immagine che gli ho proiettato era italiana. L'Ogliastra. C'è una leggenda sull'Ogliastra che dice si riunivano lì una volta all'anno attorno a quella dente di Croccia le comunità che litigavano tutto l'anno in Sardegna. Trovavano un momento una volta all'anno per fare la pace e discutere positivamente delle cose da fare. Questo diventa un po' quel simbolo. Una volta all'anno noi gli astri che litighiamo in maniera intensa, ci riuniamo per mettere questi progetti. L'olivastro sono, ho detto, il prodotto gemello rispetto al vino. Si può utilizzare la terra civica, si può sviluppare un progetto regionale. Io non permetto di darti un assist. Sulle terre civiche, la Sardegna subisce questo problema senza aver elaborato mai un progetto di collegamento della ricerca finalizzato allo sfruttamento economico, al benessere. Penso che studiare a distanza le terre civiche non sia, per così dire, produttivo dal punto di vista scientifico. Bisogna starci nel territorio e starci collegandosi anche a un progetto di miglioramento. Questa è l'idea di qualche anno fa, io mi permetto di rilanciarla. Lo dico di più perché sono un chiacchierone. Stiamo passando la parola a Franco Sabatini. Prima però di parlare con Franco Sabatini volevo fare una considerazione. Queste cose che stiamo dicendo sono tutte cose che abbiamo già proposto negli anni. Quando c'era Renato Soto e c'era il presidente della provincia, il professor Piero Carta, le presentammo un progetto per le vigne vecchie e le altre vigne di Enzi. Il territorio tra le civiche sono ormai in disuso, invece di dare soldi per la forestazione. Perché non facciamo 100 ettari di vigneto di alta coltura? Ci rimane una cosa. Poi non hai più operai da mantenere, non passa il fuoco. Abbiamo visto che gli spagnoli dicevano se passa il fuoco ti togliamo tutto. Il contadino si tiene i suoi rigagnoli, non fa scollare la terra, paghi una volta, fai lavorare tante persone. E poi vai in produzione. Un'altra esperienza che voglio ricordare, a proposito di professor Piglia che dice che bisogna cercare le risultati di ricerca. Qualche anno fa, ora presidente della cantina, mi accompagnava Nino Melis e altri amici, forse anche a Dio Pires, che
siamo andati a Pollenzo. Pollenzo è una vecchia reggia dei Sabaudos che adesso, tramite lo sviluppo, mi hanno fatto l'università del Custode. Qualche settimana fa ho letto con piacere nel giornale che 3 ragazzi sardi si sono laureati di quell'università, dove 100 ragazzi all'anno di tutta le nazioni del mondo andavano, vengono in Grecia, parlavano di Grecia e andavano a vedere come si fanno le ripartenze del mondo. Quell'anno 50 erano in Carinzia, perché dice lo specchio andavano a seguire tutta l'evoluzione della produzione fino a portare a eravamo quasi riusciti a farne fare una sezione staccata a Ierzo dei costi. Ma voi pensate cosa sarebbe successo? Che ogni 6 mesi 50 ragazzi arrivano a Ierzo, arrivano in zona, saranno inglesi, gialli, blu, originali, però hanno cambiato la mentalità della nostra zona del paese, sarebbero stati ambasciatori del nostro prodotto canale nel mondo. Perché oggi, se andiamo a Verona, abbiamo a Mora, abbiamo tutto il mondo di bottiglie, ce ne sono milioni nello scaffale, milioni. Perché uno deve andare a comprare Ierzi, o deve andare a comprare Fudora, o deve comprare un altro prodotto che dice lo vendiamo se lui conosce il nostro territorio e abbiamo gli ambasciatori. Quando si dice ricerca, l'altro anno stavamo cercando di portare la ricerca dell'Università di Sassari. Quando il mostro va in fermentazione, qui c'è il professor Tronco che ci fa la lezione, però i saccaromiceti sono quei piccoli batteri che trasformano lo zucchero in acqua. Noi oggi andiamo a comprare questi batteri o questi sacrofitti, come si dice, dalle multinazionali, Amazon, che quello te li seleziona, in Sudafrica, te li seleziona in Cile, in Argentina, ma quelli sono abituati in quel mondo, sanno di banano, sanno di non ti stanno di essere, sanno questo è la ricerca che stiamo facendo. La ricerca, se noi non la portiamo a questi livelli, noi siamo destinati a mandare i nostri figli al supermercato europei. Vuol dire che al consumatore sì, dai un prezzo che è il primo che va, ma al contadino vediamo sempre delle ascendenze e quindi non si può vivere. Altro che generazioni. Il professor Chimino era dimostrazione, se n'è andato con i suoi fratelli, hanno fatto altro. Perché il padre si faceva due attività, ma quando si faceva i conti in tasca, allora non andava a dare nulla. Quel figlio mio fai altro, questo è il nostro. Allora questa parola dopo tutta la mattina. Franco stamattina abbiamo dato un insieme di idee che non si può più cosa. Ricordiamoci che 15 giorni fa nel passo vicino a San Giovanni hanno elaborato un piano di irrigazione che valeva 16 milioni di euro. È stato elaborato 15 giorni fa. Quindi vuol dire quando ci vuole i soldi. Noi non abbiamo altro, fateci fare agricoltura in un certo modo, abbiamo disponibilità degli libri, abbiamo il sindaci a disposizione, abbiamo anche delle personalità che ci possono dare una mano. A voi. Grazie dell'invito, ho preso un sacco di appunti, vorrei fare un sacco di considerazioni, cerco di stringere perché siamo tutti stanchi. Intanto oggi mi sono ricordato una persona che ho fatto perché mi sono ricordato di mio padre che è stato, non so se lo sai, presidente della Camera Sociale di Porto Rico. È chiamato perché intanto è stato richiamato il Brunello di Montalcino, noi siamo una famiglia originaria di San Cristofono, siamo a 7 km di Montalcino. Quando ero ragazzino eravamo dalla cantina sociale in Damigiana, Brunello di Montalcino, adesso la cooperativa è chiusa veramente perché Brunello di Montalcino quando è montato in strada, noi qui il vino lo vediamo ancora sfuso, tanto quelli
ma si fece una grande battaglia per costruire il consorzio del Canonau, che ancora mi risulta non funzionare a pieno purtroppo, ma già da allora si intravedeva l'esigenza di mettersi insieme per promuovere un progetto così alto valore come l'ha descritto il dottor Giulio. Però voglio fare una prima considerazione. C'è la necessità, l'urgenza, ne abbiamo già parlato altre volte, di costruire una piattaforma dell'agroalimentare politica. Oggi mi dispiace che non sia potuto intervenire l'assessore per cose che io, però c'è un impegno che l'assessore era qui visiti la mattina, ieri che la giornata intera di Piazza, la mattina li facciamo visitare tutte le aziende di trasformazione, alcune eccellenze che sono presenti nel nostro territorio, e poi la sera vorrei costruire un mondo come questo in cui dettagliamo una proposta operativa per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'agroalimentare in Olivastra, perché va costruito un progetto che ci manca, che faccia sintesi e che metta insieme tutte le produzioni, tutte le eccellenze e soprattutto individui quali sono i problemi che ostacolano lo sviluppo, un maggiore sviluppo più articolato dell'agricoltura in Olivastra. Quindi questo è un impegno che dovremmo concretizzare entro il mese di giugno. Ci saremo una data per realizzare questo tipo di lavoro. È chiaro ed evidente, ed è stato detto, e io raccolgo in pieno la sfida, che va sviluppato un progetto di sviluppo territoriale che si incide sull'ambiente, sul turismo, sull'agricoltura e sull'agroalimentare. Questo è quello che sta facendo il GAL da diversi anni, si sta impegnando a valorizzare i prodotti locali e aiutare le aziende. Questo è quello che stiamo tentando di fare attraverso il progetto di sviluppo percorsi di lunga vita, così l'abbiamo chiamato. Questo progetto, qui lo voglio dire, è vero che la Regione può dare un grande contributo, ma il più grande contributo lo dobbiamo dare noi come territorio, perché molto spesso siamo litigiosi, molto spesso abbiamo difficoltà a metterci insieme, molto spesso siamo più facilitati a fare una polemica, a compiere una critica, ma non poi a mettersi a lavorare concretamente per vedere le cose come positive. Questa è la nostra caratteristica, non solo gli astri. Chi dice che gli ogliastri sono più litigiosi delle altre parti della Sardegna dice una bagianata. In Sardegna siamo fatti così, forse anzi qui in quest'ultimo periodo stiamo riuscendo anche a confrontarci, a trovare un accordo. Il progetto Percorsi di lunga vita è un esempio di questo, perché è riuscito un esempio di questo tipo, perché è riuscito a mettere insieme tutti i sindaci, tutte le associazioni, sindacati, Confindustria, chi rappresenta l'artigianato. Tutti siamo riusciti insieme a metterci attorno al tavolo e costruire questo progetto. Il progetto che cosa consiste? Consiste nel sviluppare intanto il turismo, tutta la fascia costiera, valorizza le tre aree ambientali, quella del Gennargentu, quella dei Tacchi e quella del Supramonte, di Baureto, Sulei, costruendo sentieri, valorizzando le attività produttive che sono inserite dentro quel contesto. Poi pensa un po' all'infrastrutturazione, a completare l'infrastrutturazione. Noi abbiamo finalmente, è partita la 125, adesso c'è una battaglia per completare la strada che ci collega a Nuoro. Poi abbiamo un po' di viabilità interna ferma da diversi anni con finanziamenti già accreditati presso gli enti. Quindi continuiamo con l'infrastrutturazione, finanziamo ulteriori 7 milioni sulla Tortolivina Grande e poi abbiamo pensato all'agroalimentare con 3 interventi fondamentali. Uno è stato accennato dal vicepresidente di Sociopolitica, che è l'irrigazione della piana del Pedale. Sono 4 milioni a disposizione, a cui si dovrebbero aggiungere un ulteriore finanziamento di 4 milioni nel momento in cui riusciamo ad
in oliastra, non la cappa importata, non le mazze importate, la cappa autoctona, quella oliastrina, vogliamo valorizzarla. Lì abbiamo stanziato 2 milioni per mettere insieme i produttori, aiutarli, costruire la filiera e valorizzare anche le loro aziende. Poi abbiamo un bando di 5 milioni, di cui una parte è finalizzata allo sviluppo del sistema agroalimentare. Dopodiché abbiamo interventi sulle aree di insediamento produttivo perché possono insediarsi le aziende che operano nel settore della pasta fresca. Quindi questo progetto può essere un primo aiuto. Se voi andate a leggerlo, tra qualche giorno lo pubblicheremo anche sui diversi siti internet, quindi potrà essere letto. Se andate a leggerlo, il senso, l'idea che diciamo anima il progetto è proprio quello di sviluppare, di mettere insieme l'ambiente che non è valorizzato nel nostro territorio, il sistema agroalimentare, il sistema agricolo e quello agroalimentare e il sistema turistico. Su questo noi dobbiamo puntare, su questo noi dobbiamo lavorare. C'è ancora tanto da fare e questo sistema, questo progetto può essere aiutato da quello che rappresenta i fondi che sono stanziati dalla Comunità Europea. Sono a disposizione tutta una serie di bandi. L'assessore Calia sta lavorando molto perché c'è stato un forte rallentamento dovuto anche ai sistemi informatici del Ministero che in questo periodo non hanno funzionato in modo adeguato, non hanno supportato l'attività anche dei lavori dei centri di assistenza che sono resi disponibili ad arrivare alle domande sia sulla 4.1 sia sulla 4.2 sulle diverse misure. Stiamo cercando di accelerare le procedure in modo che davvero si possa procedere anche sull'insediamento, quindi sugli stanziamenti che sono dati ad hoc per i giovani perché possono insediarsi in agricoltura. Stiamo cercando di accelerare tutti, ma proprio l'altro ieri sera c'è stata una mozione presentata dal centrodestra che poneva in discussione appunto l'attività della sua agricoltura per i ritardi che si sono accumulati in questo periodo e c'è stata una risposta secondo me adeguata alle domande poste, tanto che lo stesso centrodestra ha ritirato la mozione perché ha dato atto degli impegni dell'assessore a accelerare tutte le procedure di finanziamento. Purtroppo siamo noi stessi spesso che abbiamo molte responsabilità sulla situazione. Il progetto di sviluppo territoriale è a questo punto. Abbiamo firmato un accordo di programma. All'accordo di programma devono seguire i progetti operativi che sono in mano a Sufficiente, che tra l'altro è il comune capofila di tutto il progetto perché i sindaci, udite udite, dell'Oliastra sono riusciti a trovare un accordo e a dire affidiamo ad un comune capofila con una stazione appaltante unica, cioè non una parcellizzazione del progetto, ma abbiamo avuto la capacità di metterci insieme e di dire costruiamo una stazione unica appaltante fatta da 8-10 tecnici a cui è affidata la responsabilità di affidare le progettazioni e di appaltare i lavori che sono previsti dentro questo progetto che ci porta in dote 50 milioni per l'Oliastra, non sono pochi, sono molte risorse. Allora, questo progetto, la mia preoccupazione, la sfida che abbiamo accettato insieme ai sindaci è quella che non faccia la fine di altri progetti che sono stati assegnati allo territorio. Cioè voglio dire, molte volte la Regione ci ha assegnato delle risorse, siamo stati noi capaci a trovare gli accordi, a trovare le professionalità e le capacità per spendere, per trascorrere queste risorse. Questi 50 milioni non ci sono nella nostra disponibilità. La sfida è spendere, abbiamo 36 mesi di tempo. L'assessore Paci quando è venuto qui ha parlato in modo chiarissimo. In 36 mesi voi dovete appaltare le opere. Se non siete capaci questi soldi
saranno messi a disposizione dagli altri territori, da quei territori che non saranno stati in grado di spendere quelle risorse. Quindi queste risorse possono aumentare se noi abbiamo questa capacità. E allora proprio stamattina parlavo col sindaco di Ierzu sulla necessità di un impegno straordinario, di una coesione straordinaria, di trovare le migliori professionalità presenti nei nostri enti locali, perché stiamo chiamando ingegneri, amministrativi a mettersi a disposizione per lavorare in questa stazione di appaltante che dovrà portare avanti tutte le procedure in modo celere per ridare fiducia alla gente, perché io lo capisco che a volte la politica prende impegni, poi questi impegni non si vedono trasformati in realtà e dice vabbè, caso del carbone, ci hanno promesso anche un progetto di sviluppo ed l'ennesima promessa che poi non si concretizza. Ma quella promessa, quello stanziamento che ci viene affidato oggi è in mano degli oliastrini, quindi siamo noi responsabili. Quando solo 15 anni fa stanziò le risorse per la strada su Seul, per la strada di Villagrande e oggi non le abbiamo ancora realizzate, non è che la colpa della regione, dello Stato, del ministro, la colpa è di un territorio che non è riuscito a concretizzare, a realizzare quegli aspetti, quelle risorse che gli erano state messe a disposizione. Quindi io credo che gli strumenti ci siano, le risorse ci sono, dobbiamo solo far accelerare le procedure. Io mi permetto anche di dire che non sono del tutto d'accordo che i giovani vadano, che tanti giovani certamente scappano da questo territorio, ma ci sono in questo momento tante realtà. Io parto dalla mia comunità, io sono dello Salario. A Salario ci sono alcune aziende, alcuni giovani che stanno mettendo in piedi alcune attività di eccellenza, sia sulla produzione dell'olio, sia sulla produzione del vino, hanno messo su etichetta, hanno messo su bottiglie, a Cagliari vedo che le trovo nei ristoranti, quindi è un'attività che sta crescendo, quindi anche molti giovani si stanno prendendo l'agricoltura. Noi dobbiamo supportarli. Ecco, io raccolgo in ultimo la sfida che hai lanciato all'inizio. Costruiamo una piattaforma per lo sviluppo dell'agricoltura oliastica, individuando principalmente i prodotti caseari, i prodotti del vino, i prodotti dell'olio, mettendoli insieme. Io sono un operatore dell'ortofrutta, l'ortofrutta mi sembra davvero che sta andando sempre fede, la stessa città dell'ortofrutta ormai è chiusa da anni, ma raccogliere quelle che sono le problematicità. Le risorse per l'acqua ci sono, bisogna che il consorzio di bonifica sceglie le procedure anche qui, perché siamo in grado di mettere a disposizione 8 milioni. Non c'è un progetto esecutivo, quindi io non so dire se queste risorse siano sufficienti a distribuire l'acqua. So che con 4 milioni portiamo il tubo dell'acqua e abbiamo capito. Poi da quel tubo devono partire le diramazioni, quindi servono ulteriori risorse. Quindi io dico, oggi possiamo contare sul primo finanziamento di 4 milioni che già dalla prossima settimana potrà essere trasferito completamente al consorzio di bonifica. E possiamo cominciare a prepararci alla spesa di 4 milioni nella speranza che con 8 milioni riusciamo almeno parzialmente a dare una risposta a questa piana, che è una piana dove davvero si fa agricoltura ed è assurdo che non ci siano risorse. Sugli usi civici faccio solo una considerazione. Seguo una cooperativa di ieri, ho tentato di seguire, abbiamo fatto anche due leggi per cercare di salvarlo. Voi sapete che esiste un'isola amministrativa nel comune di Ierzu, un'isola amministrativa di Ave nel comune di Ierzu, dove sono stati insediati negli anni 50 da un decreto prefettizio degli agricoltori sulle terre cosiddette incolte. Tra l'altro, cosa strana, ho studiato tutto l'iter, così come si è evoluto nel tempo, e ho avuto modo di vedere che il prefetto inizialmente assegnò delle terre, poi dice no, quelli sono gravati da usi civici, vi sposto in quest'altro territorio perché non sono gravati da usi civici. Questi signori sono insediati da tantissimi anni,
Arza hanno fatto la specificazione, altrimenti succederebbe una baracca ad Arza. Questi signori lavorano in questi periodi d'anni, hanno avuto licenze edilizie, hanno avuto progetti da parte della regione che sono stati finanziati. A un certo punto fanno un accertamento e salta fuori che ci sono gli usi civici. E allora la regione blocca investimenti già realizzati, li blocca sostanzialmente, quindi anticipazioni fatte dagli agricoltori. Che cosa dovrebbe avvenire adesso? È possibile che in un territorio, con le difficoltà degli usi civici, in un territorio non si riesce a trovare tra due comunità un accordo per dare una risposta a persone che lì operano da 50-60 anni. Ecco, gli usi civici subiscono queste influenze, anche le influenze negative. Io quante volte ho provato a dire, ma è possibile, non si può realizzare. Allora, in molti comuni i campi sportivi sono creati da usi civici, ma un campo sportivo non ha un uso civico. Sapete che sono stati bocciati dei progetti per migliorare quegli impianti sportivi perché erano creati da usi civici? Sapete che abbiamo dovuto fare una legge per svincolare le aree industriali dai gravami degli usi civici? Quando tu poni questo problema c'è sempre qualche associazione che ti tartassa, che ti mette, che ti fa una denuncia, io sono andato a finire sui giornali nazionali perché ho proposto più volte una legge che, diciamo, alleggerisse quelli che sono i vincoli a volte assurdi degli usi civici. Io non ho paura di l'uso civico difende il patrimonio comune, sono d'accordo, ma quanti usi civici sono occupati abusivamente da tanti nostri agricoltori che se ne sono impossessati e che non se ne fidano? Quello è il rispetto dell'uso civico. È una distribuzione equa per tutto il territorio, per tutta la nostra popolazione. Allora bisogna che mettiamo mano, ma nel momento in cui metti mano c'è sempre come dire, quella persona che non riesce a ragionare in modo obiettivo, ponderato, vedendo con equilibrio le cose, perché nessuno vuole togliere alle nostre comunità quei territori, ma quei territori devono essere utilizzati, deve essere data la possibilità agli agricoltori di utilizzarli e di utilizzarli e di poter accedere agli stanziamenti e finanziamenti che spesso vi sono negati dopo che queste persone li hanno lavorato per tantissimi anni. È davvero un tema difficile su cui bisogna però superare le diffidenze e non pensare sempre che quando si opera per riformare quella legislazione sugli usi civici ci sia sempre qualcuno che lo faccia malapena, che sa quale retropensiero ha, quale progetto ha. Quindi davvero un tema complesso e difficile. Ecco, allora io dico che oggi abbiamo fatto la prima parte di questo nostro compito. Entro giugno facciamo questo secondo incontro e mettiamo in piedi un progetto articolato di sviluppo per la Repubblica Nord-Est. Se riuscissimo a fare questo e riuscissimo così a individuare bene quali sono le strategie, gli obiettivi e diciamo i vincoli da superare, noi abbiamo fatto un grande passo in avanti. Io sono pronto a raccogliere la sfida insieme a voi per costruirlo insieme questo progetto, perché insieme che va pensato. Grazie.